Bellini, eccoci qua. Eccoci. Voi siete pronti? Sì. Le notifiche del canale Telegram. Comunque io sono contento e quindi un po' di musica. I like. Dai, vi do un attimo vedi come rido? Le risate di Mertens e di Osimhen. Stai fermo. Ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, Sarelle o Miami, non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, nel portiere non so duro, l'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e per pacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti, a mischiare le carte, è il percorso del fluido e suonare ne solo una parte. Come a Messico 86, tu dentro tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu toglierai, e come la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock e sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare, e tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare, e se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare, dalla tua mattonella non ti fanno tirare, naturale sei destro, that's right, and music just left, but you still come Messico 86, tu dovali tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, e proprio come Monaco tu coglierai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti, come a Messico 86, tu dovali tutti come fece lui, e proprio come Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, ma la Monaco tu ballerai, ancora la musica legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. Prova un tiro mancino e sorprendili tutti, lavori, ti impegni, raccogli i tuoi frutti, ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, quelli attenti e importanti non hanno taciuto, e ricorda il percorso, il sudore e le miglia, tutto passa e finisce, resta solo la maglia, resta pronto a cambiare, a studiare, a imparare, chi ti soffia la palla non è detto che poi andrà a segnare, allora tenta il recupero e spendilo un fallo, ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo, e ora faccio una domanda come un giornalista vero, quanto è bello sto mondo né bianco né nero, ma è cambiato, e tu vivilo al di là del risultato, e tu non ti arrendi, sospendi, riprendi, sorprenditi. Allora, come andiamo? Doccia, bello, tutto profumato. Amici bellini, tutto a posto? Mi sentite perché leggevo tra i vari saluti, problemi, penso tutto a posto e voi me lo confermerete, speriamo sia giallo, bravissimo. Un abbraccio a tutti. C'è stato un nuovo abbonato nel frattempo che avevo intravisto tra gli amici, Luigi Festante. Luigi, contattami su Telegram @ValeriofLuido, su Instagram @ValeriofLuido, e sarà mio piacere inserirti nel gruppo degli abbonati, che sta come un pazzo, il gruppo pazzesco. Michele,
prima di potervi salutare tutti, ragazzi. Nel frattempo Polly già aveva registrato una sorta, non un record, ma insomma belle medie preventive, non c'è male. E fammi acchiappare Michele che dice: un saluto al volo, oggi ci volevano i 3 punti e sono arrivati. Sontuoso Bobotta, un po' leziosi nel primo tempo, ci vuole più cazzima al limite. Ci siamo, Michele, ci siamo con la tua analisi, perché dai, l'abbiamo vista tutta la partita, non possiamo diventare risultatisti improvvisamente, no? Che ci interessa solo il risultato. Noi ovviamente dobbiamo fare l'analisi, perché sennò abbiamo vinto, tappo, ciao, da New York Valerio Fluido e tutto. No, non può essere. E quindi sì, un po' leziosi, vediamo se sono usciti già gli XG, insomma possiamo analizzarli, stiamo vedendo i numeri del Napoli, molto bene aver vinto, alcune prestazioni individuali non mi hanno convinto, senza dubbio, e le analizzeremo. Però, mamma mia, cioè in questa giornata fare un passo falso al Venezia sarebbe stato veramente delittuoso, quindi ci prendiamo questi 3 punti in trasferta importantissimi, che rispondono non solo alla sconfitta dell'Inter. È chiaro che adesso tutti sull'Inter, l'Inter comunque c'ha una partita in meno, non ragioniamo per assurdo. Un'altra squadra che ha una partita in meno è l'Atalanta, però l'Atalanta ha steccato contro il Cagliari e quindi questa è una delle cose più importanti. Poi ovviamente tra un pochino ci sarà anche la partita di Koulibaly, ci sarà la finale, quindi non lo so quanto durerà questa live, vediamo un pochino, c'è anche il che fare da fare. E poi c'è la Juventus che noi dobbiamo tenere d'occhio, perché dopo il mercato che hanno fatto è chiaro che si candidano a fare un finale di stagione come si deve, è importante, e quindi stiamo sempre con le orecchie raddrizzate. Bene. E vedi, anche a Camilla la partita proprio non è piaciuta, ma il risultato sì, giustamente, perché non è che si guarda solamente il risultato. Buonasera Mario, un altro saluto a Polly, buonasera Davide, che mi faceva anche una considerazione tattica che dopo andremo a sviluppare. Il maestro oggi giocava anche per il Venezia. Sì, in effetti sì, se ti riferisci a Marietto Rui, non sono soddisfattissimo onestamente, si sente molto bene. Ci sono voluti tempi supplementari, è vero, vabbè, io poi è chiaro, c'è stata quell'interruzione lunga dell'infortunio dell'arbitro, lo scontro col giocatore del Venezia, vabbè, però alla fine c'è anche l'infortunio di Mertens che è bello tosto, l'espulsione, e va bene così. Polly, no, lo sei tu. Un abbraccio fra Giuseppe. Abbiamo l'alito cattivo. Che dici il fiato sul collo, dici tu sull'Inter. Speriamo di fargli venire una mossa. Yam Canoce Cocco, bello Coc. Godo a Ciuccio Roberto. Guardiamo con fiducia in avanti Bruce. La sedia, e in effetti sì, io non lo so, ho sentito un brutto rumore. Fammi ringraziare Alessio Marigliano sempre. Nel frattempo c'è Angioletta che non manca mai, tutto bene. Un abbraccio a Raffaele. Clamorosa la sconfitta dell'Inter, più clamorosa la sconfitta dell'Inter che l'Atalanta di oggi. Che ne pensi? 3 punti fondamentali. Non lo so, io quella dell'Inter comunque è un derby, ragazzi. Il Milan è forte, io non possiamo. Il Milan ha avuto più o meno la nostra stessa, cioè più o meno, se poi guardi pure i punti, è più o meno lo stesso campionato, parecchie defezioni, parecchi infortuni, però stanno lì e non è che sono spariti dalla circolazione. Il Milan è forte, si è impostato lì e sono riusciti a fare 2 gol. E quindi non è che ok, ha perso l'Inter, boh, il Napoli subito potrebbe approfittarne anche il Milan, non li possiamo togliere dalla corsa, ovviamente. E fammi andare a recuperare e a ringraziare Alessio Marigliano per la sedia, perché chi ha visto la reaction ha visto che su Petagnone ho gridato come un pazzo. Perché ragazzi, nel finalissimo, qua ovviamente dobbiamo ricordarci anche quello che ci dice Spalletti: se stai 1-0 non stai mai sicuro, nemmeno 2-0 stai sicuro, ti lanciano una pallata, Henry è bello grosso, un rimpallo, una cosa, e diventa una tragedia. E molti, secondo me, tra i tifosi ansiosi come me,
avevano questa paura e questo timore. Per fortuna tutto bene. E poi l'abbiamo anche chiusa perché Mertens non possono dare i meriti a Mertens, ovviamente a Petagna che è entrato benissimo, anche il tiro parato. Noi abbiamo tutto scritto qua sulle bollette, ambè, quindi possiamo rianalizzare tutto, non c'è problema. Allora, buonasera Valentino, buonasera Vittorio, bravo, allora bravissimo Vittorio, io non l'ho detto, l'ho anticipato in live nella reaction, però dobbiamo ricordare, anche perché sapete una cosa, non lo so voi, non lo so da zona, non lo so come l'avete vista in italiano, sulla Paramount Plus, su CBS, l'inizio della partita senza telecronaca, quando inquadrano gli spalti eccetera eccetera, i microfoni a palla, e si è partito con questo siamo napoletani, i bambini che urlano, le ragazze, vabbè, e non siamo napoletani, e io dico pure va bene, e non lo siete, e lo sappiamo, e lo sappiamo che è una sorta di razzismo, però così. Poi bello forte il coro su Vesuvio, bello fortissimo, e noi non dobbiamo rispondere, cioè la nostra risposta dovrebbe essere TVB, non dobbiamo poi farci prendere e rispondere la laguna, mo affondate sotto, perché siamo peggio di loro poi dopo, e non si deve rispondere così. Però che cazzo, cioè basta, ma la dobbiamo sottolineare non solo a Venezia, perché oramai è una moda in tutti gli stati. Ieri in Fiorentina Lazio, razzisti, in Fiorentina Lazio il Napoli non c'entra. Vi piace tantissimo questa cosa qua, e basta. 0-3 a casa, vi siete venduti il capocannoniere a casa, non dovete entrare manco in Conference League, basta, non voglio abituarmici che poi non fa più notizia, basta, sono 3 stupidi, vi ricordate quella frase, sono 3 stupidi, sono 300.000 stupidi che lo fanno ogni domenica e non cambia mai niente, e questa multina che date ogni volta, ma che cosa cambia? Vogliamo cambiarle seriamente queste cose o vogliamo accettarlo? Parlo all'Italia, parlo alle istituzioni, parlo alla Lega Calcio, lo vogliamo accettare? Oppure vi sta pure bene che lo fanno ogni volta così vi entrano a 10.000 euro ogni volta? Ma non capisco questo fatto. Vabbè, ringrazio Tore Falanga per la sua generosità dorata. Partita noiosa, possesso sterile, capisco far stancare il Venezia, ma tentare qualche tiro dal limite sarebbe stato opportuno. Bobotta conferma, Osi si sblocca, ex giocatore insidioso, Peta on time. Altri tantissimi spunti, ringrazio Tore tantissimo, sempre. Più che stancare il Venezia, amico mio, avevamo... La parola leziosità purtroppo la devo ripetere perché secondo me siamo stati un po'... Non vorrei dire, sai, infatti lo stadio sembra lo stadio del Castel di Sangro, ho detto Roccaraso, eccetera, eccetera. Tanto poi lo facciamo. E non si stava facendo. Per fortuna, io perché scrivo di fisicità? Perché sei riuscito a mettere una palla alta e Osimhen ha fatto valere i suoi centimetri e il suo colpo di testa molto bene, benissimo. Poi dopo il finale, vabbè, Petagna va bene. Però questa era una di quelle partite dove abbiamo sviluppato in effetti tutti quelli che sono i nostri difettucci di mancanza di incisività davanti. Oggi per esempio Zielinski mi è venuto un pochino meno, non l'ho visto bello sul pezzo. Insigne non mi è sembrato in grandissima forma, gli altri insomma ci hanno provato, a me oltre a Bobotta mi è piaciuto anche Fabian, però entrambi che ci hanno abituato a passaggi sempre perfetti, percentuale di realizzazione di passaggi sempre altissime, qualche sbavatura tra loro, anche Di Lorenzo, Mario Rui un po' scocciato mi sembra, e insomma un po' in generale. Ringrazio Mario Cutolo, stasera sfatati 2 tabù, l'arbitro Mariani, abbiamo perso le ultime 4 partite, oggi abbiamo vinto con una piccola, si può Mario, grazie infinite sempre per il tuo supporto. Sì,
Eh sì, per una volta forse possiamo parlare di arbitro non protagonista. Mi posso ricordare quell'ammonizione a Bobot che poverino l'aveva subito il fallo e lì è stato ammonito. Per il resto pochi ricordi di cose pazzesche, quindi meglio così. Un abbraccio a Stefano, fammi vedere, saltano i messaggi, scatta tutto. 300, aspetta Lewis, aspetta 253, spettato 204, Yama Bella, chi sta in difetto? C'è qualcuno che sta in difetto, che sta lurcando, ma va bene, il Barcellona ha vinto. Non ti è parto che Insigne giocasse meno in fascia e più da rifinitore dietro la punta? Sicuramente sì, Antonio, bello spunto tattico. Insigne parte dall'esterno ma si accentrava molto e cercava di non dare punti di riferimento. Io credo che Spalletti l'abbia studiata proprio così, ne abbiamo parlato spesso, il fatto che avendo Mario Rui che spinge molto, significa che lui deve spingere tanto e Insigne gli può far spazio entrando dentro e quindi portandosi appresso un marcatore. Non ha trovato alla fine grandi soluzioni e lo stesso Mario Rui non è stato tanto pericoloso in avanti. Dall'altra parte Di Lorenzo invece faceva sovrapposizioni interne a Politano che rimaneva molto largo. Io l'ho letta così, avendo Osimhen davanti che può ricevere un cross e così l'abbiamo sbloccata, ecco, tenere bello largo quello che ha la capacità di fare un cross sia di interno col sinistro a rientrare, sia perché Politano lo fa, andare col destro fino in fondo sulla fascia e mettere qualche cross. Non siamo stati proprio brillantissimi in queste cose, però in un'occasione è riuscito e quindi bene così. Napoli Talk, l'amico mio Domenico dall'Inghilterra, grande Valerio, grande Victor, forza Napoli sempre. Immagino tu abbia già fatto il tuo talk, ragazzi, lui lo fa in inglese, poi ci sono i sottotitoli, quindi se volete seguire, bravissimo Domenico, anche lui nelle analisi. Allora, Mario Rui ai piedi di legno, non credo sia una questione di piedi di legno perché anzi Paco è una delle sue caratteristiche migliori, il piedino educato. Non possiamo poi, come si dice, contraddirci da domenica a domenica. Oggi l'ho visto un po', sapete, un po' indolente, un po' a butto avanti oppure la ridò indietro. L'avete visto, no? Nelle ultime inquadrature Mario lui sembrava un po' più sereno, un po' più tranquillo, invece oggi l'ho visto un po' più indolente. Non so il perché, non lo possiamo sapere. Ricordiamoci che non sono dei robot. Ricordiamoci che di fronte a certe partite, ogni partita è diversa, che magari stai scucciato, che la moglie, cioè potrebbe essere tutta una serie di cose, come il discorso, ma non hai fatto giocare Merette, ma quello ci sono dei pregressi, ci sono delle scelte che l'allenatore fa, poi possono pagare o meno. Vale, secondo me Bobotta poteva provarci un'occasione, perché non ci ha provato Bobotta? Angioletta, secondo me perché in quel caso aveva il pallone sul sinistro e non si sentiva sicurissimo di centrare la porta, perché Bobotta è un buonissimo centrocampista, però non è ambidestro come uno Zielinski, se vogliamo. Paco, ho scoperto il nome del patrimonio lui Geppetto. No, ma io ti ringrazio, è chiaro. Però no, Pinocchio no. Ragazzi, teniamocelo stretto, anche perché io mo ti dico una cosa, Pacolino, è entrato Gulam e ci sta, come aggiunge un po' di fisicità nel finale, lo sappiamo che oramai verrà utilizzato così, l'abbiamo stabilito, però ha fatto un paio di errucci importanti, un paio in appoggio e uno che era un fallo e che poi Mariani ha lasciato correre perché la palla è finita a uno del Venezia, il tiro altissimo, però è lì, ragazzi, quindi facendo il riassunto di tutta la partita, Mario Rui ha creato meno pericoli per il Venezia, in Gulam invece sì, quindi dobbiamo sempre analizzarla bene. Chieron Pezzilli, partita sempre in pugno, a parte qualche contropiede Veneto, 3 punti pesantissimi, senza dubbio. Luca, ogni partita con l'Udinese è orrenda da vedere, comunque sabato sarò allo stadio. Aspetta, l'Udinese, perché l'Udinese? No, forse intendi il Venezia o in generale le partite con l'Udinese, perché poi non lo so se adesso sta giocando l'Udinese, perché potresti anche riferirti alla partita con l'Udinese che sta giocando col Torino e magari è una brutta partita, quindi stai qui con noi. Sabato allo stadio, a Lucca anche per me.
Oggi secondo me Fabian è meno preciso del solito, vero, e abbiamo perso forza a centrocampo e Politano, nonostante l'assist per il resto, è stato troppo poco ficcante. È vero, in questo senso Lozano meglio. Sì, Losco, in generale a me non è dispiaciuto tanto Politano, però un po' prevedibile oggi. Mi è sembrato un po' prevedibile, lo hanno chiuso spesso bene. Però era la partita dove doveva giocare lui. In questo momento Lozano non ce l'abbiamo. Unas tornerà probabilmente settimana prossima e ci stiamo giocando questo Politano. Poi con Elmas che sta ancora prendendo minuti. Avete visto? È lui poi ed Elmas il giocatore che viene spostato a destra perché è uno di quelli che dove lo metti alla fine ti porta la partita, la prestazione a casa. Spalletti preferisce spostare Zielinski a sinistra quando esce Insigne, Mertens ovviamente va sotto punta, con Zielinski si può anche incrociare, ma quando siamo in fase di possesso è chiaro che ci deve creare un pochino questa rumba che ancora dobbiamo vedere vera e propria. Allora, perché sempre la solita fissazione su Mariuccio Mio? Quando è entrato Petagnone gli ha dato un bel filtrante che lo ha messo davanti alla porta, però Andrea ha preferito passarla indietro. Vedi, però tu te la prendi con Petagna per dare meriti a Mario Rui. No, Gilda, tutto sul piatto, mettiamo tutto sul piatto. A me Mario Rui oggi non mi ha entusiasmato, non ci dobbiamo prendere la fissazione, lo ripeto sempre, come anche con Petagna, che dei limiti ce li ha e li abbiamo analizzati bene, però intanto ragazzi, ancora una volta, ha pigliato il pallone e in un'occasione almeno ha preso la porta e ha impegnato il portiere. Nell'altra occasione ha seguito l'azione, ha scambiato con Mertens e insomma, è arrivato al tap-in vincente. Dobbiamo toglierci le fissazioni su tutti e sperare che tutti questi giocatori possano overperformare fino alla fine. Serve comunque un'ala veloce come Victor perché arriva sempre sul fondo. Certo, è vero. Arriva troppo veloce e gli altri non ce la fanno. Deve aspettare compagni. Se comprassi uno buono con la velocità fine faresti aumentare lo score di Osi. Sì, e forse nelle varie idee c'è anche di affiancargli Lozano sotto questo punto di vista, che è l'unico che può tenere quel ritmo. In questo momento ci verrà a mancare per un mesetto e qualcosa e quindi vediamo di fare altro. Poi l'anno prossimo se ne riparlerà, perché venendo a mancare Insigne il Napoli può fare altri tipi di discorsi. Ringrazio Giorgio Mele con il Carnevale di Venezia 2022 vince Osimhen mascherato, e questa ce lo disse anche, me lo disse anche in privato l'ottimo Fabio Versatile con la maschera classica proprio del Carnevale veneziano. Molto felice Osi. Io non ho sentito interviste a Spalletti ancora, voi me le potete raccontare. Ho sentito che ha parlato De Laurentiis e ho sentito proprio l'intervista a Osimhen che dice lo scudetto è uno dei nostri obiettivi, fateli bene i titoli, lo scudetto è l'obiettivo, è uno dei nostri obiettivi, è chiaro, ma è normale, mica ti devi precludere niente. Quindi loro stanno bene in entusiasmo e ovviamente devono continuare a spingere sull'acceleratore. Nel frattempo ringrazio Pep Di Palma con che solamente senza messaggio ringrazio per il supporto, e intravedo anche il ritorno di Alessio Marigliano. Io avrei fatto entrare Mertens al posto di Zielu e ci sta come discorso, anche perché lo stesso Zielinski non mi è sembrato in una forma smagliante oggi, non lo possiamo dire tranquillamente, però tra lui e Insigne uno doveva uscire, se non tutti e due. Ha preferito, secondo me qui la leggo così, ha preferito togliere Politano anche per conservarselo, perché a destra stiamo inguaiati senza un asse e senza Lozano, e quindi mi tolgo anche Politano perché dovrà partire comunque titolare per la prossima, quindi secondo me questo è stato il ragionamento. 250 like, Polli, ma siamo in 323. 300 like, ragazzi, perché poi ci sono quelli preventivi e va bene, però io bevo. Like, forza like, non leggo più niente. Perché poi vi piace il Napoli secondo in classifica? Pure a me. Però like. I like. Anche, Luca, anche. Però Rachmani si sta comportando bene.
Cioè, credo che quando tornerà KK la coppia sarà quella lì, con JJ subito a seguire. Sì, Francesca, lui sta underperformando, si può dire tranquillamente, non facciamo torto a nessuno, ci aspettiamo di più. Napolitano, un po' come un po' tutti gli esterni, se vogliamo, però anche da lui ci aspettiamo di più. Buonasera a tutti, Aldo. Oggi personalmente la partita mi è piaciuta molto poco, meno alcuni errori sul lato destro, ma niente di grave. Sono felice per Osi e spero che questo gol lo sblocchi sicuramente, amico mio. Gli serve proprio psicologicamente per non stare nervosissimo. Oggi ho notato una cosa carina, ecco, di Osi, sbracciata in aria, credo fosse un calcio d'angolo per noi, in effetti colpisce un suo avversario sbracciando, sai, gomitata, la solita gomitata che capita in aria, e invece di protestare, di fare come un pazzo che non aveva fatto niente, è andato subito lì, chiedere scusa, tutto a posto, ti ho preso, non l'ho fatto apposta. Questo potrebbe essere un momento di crescita del ragazzo. Un momento di crescita che ci piace, probabilmente gliel'hanno detto, lui ci sta pensando, può fare una partita più ragionata, più tranquilla. Bello anche che il gol arrivi proprio dall'assist di Politano, perché lì ci fu quella scaramuccia l'altra volta, proprio Politano che non gliela passò, insomma. Sono una serie di cose importanti perché, ragazzi, questa partita non lo so, senza quella fisicità. Certo, ci metti Mertens, il Napoli gioca diversamente, magari la sbloccavi prima, il senno di poi è difficile. Buonasera Ottavio. Con questa domenica possiamo dire che siamo un quarto passo avanti. Sì, è certo, Face, ma è proprio ottimo. È chiaro che poi noi, grazie anche a Guido, stiamo anche analizzando i punti in maniera diversa. A me, io vedo subito quello che vedo nell'immediato: l'Atalanta perde, il Napoli vince, bello. È chiaro che se fai il paragone con l'andata, il Napoli sta avendo più o meno lo stesso score, però rispetto alla vittoria con la Juventus dell'andata abbiamo pareggiato con la Juventus. È sempre ottimo perché negli scontri diretti stai avanti, però siamo -2 rispetto alla corsa dell'andata. Tu per migliorare questo -2 devi sicuramente vincere con l'Empoli, devi sicuramente vincere con lo Spezia, magari puoi migliorare lo score con il Sassuolo e con il Verona, ci sono poi degli scontri diretti importanti, quelli con l'Inter, quelli con l'Atalanta, dove puoi rosicchiare altri punti. Però il Napoli deve confermare quanto di buono ha fatto nell'andata con le squadre piccole, altrimenti siamo -2 a capo. Quindi sempre ovviamente pensando a quello che fanno le altre, perché stando noi avanti abbiamo questo piccolo vantaggio, che un po' di pressione ce l'hanno le altre, perché la rincorsa è pesante, è faticosa, e ce lo ricordiamo noi perché l'anno scorso rincorsa, mamma mia, che stiamo facendo? E che un girone di ritorno incredibile, e poi è mancata la zampata finale, proprio perché la rincorsa è faticosa e magari ti manca un centimetro, ti manca un gol regolare annullato, ti manca un rigore non dato, gli episodi che poi alla fine caratterizzano quando c'è equilibrio, quando si sta punto a punto. Mancano 5 like. Questione portiere: Ospina deve rinnovare. Che senso ha mandarlo via se Spalletti non vede proprio Meret? Hai ragione. Però la questione è pure questa, Luis. Spalletti ha risposto in conferenza: noi pensiamo all'oggi, è l'oggi che deve costruire il futuro. Come oggi Insigne va in campo anche se non ha il contratto per l'anno prossimo, ci può andare anche Ospina anche se non ha il contratto per l'anno prossimo. Se ad oggi Ospina dà più garanzie a Spalletti, deve giocare Ospina, perché la difesa si sente più protetta, perché Spalletti si sente più protetto, deve giocare Ospina. Su Meret va fatto un discorso per l'anno prossimo, cioè ci stiamo puntando come società, come area tecnica, come uomo, eccetera eccetera, per l'anno prossimo, con o senza Ospina, oppure no? Perché potrebbe essere anche un nuovo mercato Meret, che Ospina rinnovi o meno alla fine. Meret potrebbe essere un nuovo mercato, noi potremmo ritrovarci a doverlo cercare il nuovo portiere del futuro, perché può essere pure che non ha convinto
in tutte le occasioni che ha avuto, quindi nel frattempo ne pensiamo all'oggi. Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, che ringrazio infinitamente, Xaviotka. Ma la vogliamo dire che solo noi bellini siamo stati sempre fedeli a Bobot? C'è da dirlo, amico mio. Io non lo so se qua ce l'ho ancora, ma certo che ce l'ho, ma certo. Bottom City sicuramente. Ma no, questo il Vesuvio, vedi? Cioè, il nostro supereroe da sempre, ma da semprissimo, e quindi non c'è dubbio. A un certo punto ha fatto uno di quegli stop proprio che sai, la palla ne scende, puff, si sgonfia il pallone e si blocca sulla cosa. Bravo. Roberto, contro il Barcellona ce la possiamo giocare, ce la dobbiamo giocare. È chiaro che il Barcellona è una squadra che punta a vincerla l'Europa League, hanno fatto anche mercato, si sono rinforzati, stanno facendo un campionato così e così. Siamo arrivati a questo scontro, giochiamocela senza dubbio. Non è che uno poi a questo punto vabbè, andate voi, non ci crediamo. No, il Napoli ha dimostrato di poter fare ottime partite nella partita secca contro chiunque, quindi assolutamente sì. Però non pensiamo il Napoli è favorito, per esempio, perché noi stiamo secondo in classifica e loro stanno più dietro in classifica in Spagna. Questo non dobbiamo dire. Napoli favorito è una sciocchezza, che però ce la andiamo a giocare senza paura, sì, dobbiamo farlo. Senza dubbio. Un abbraccio, Vincenzo, ti ringrazio. Oggi si è già detto una faticaccia di Lorenzo un po' in calo, Insigne e Scialbo. Oggi è stata forse la partita in cui abbiamo tirato meno. Sì, Ottavio, hai ragione. Fammi vedere se riesco a trovare gli XG proprio al volo senza manco biasimo, no? Senza biasimo, vediamo, magari si rallenta un po', magari un po' di lag, ma voi accettate la lag per avere sì, vedi, ma infatti era previsto, numeri bassi sia per il Venezia che per il Napoli, dobbiamo essere onesti, e ve lo faccio vedere subito. Che cosa vi aspettate? Vediamo se indovinate, 300 like, brava Polly. Che cosa vi aspettate? L'XG del Napoli quanto è? Vediamo un pochino. Dai, vi do 2 minuti. Vi do 2 minuti per indovinare. Un abbraccio. Gilles. 20 like, dai, 20 like, così mentre indovinate mettete i like e vedete gli XG. Assolutamente Guido ci raggiungerà tra pochissimo, Vittorio. Valentina, partita tosta, anche un po' bruttina, manovra macchinosa. Mi è piaciuto molto Rachmani, difensore di Gasperini, più propositivo del solito. Ad un certo punto hai visto, c'è stato proprio Spalletti che ha gridato Rachmani, cioè gliela dovete dare a lui, sta lui libero, dategliela a lui per impostare. Ha urlato Spalletti, è come se non ha urlato. Allora arrivano un po' di numeri: 1,3, 1,4, 1,1, 1,09, 0,7, 1,5, 1,2, 1,35, 2,2, 0,95, 1,80, 1,2, 1,0, 0,8, 0,98, 1,50, 0,80 Venezia, 1,8, 1,8, 1,95, 1,84, 1,7, intorno a 1,070, 1,8. Attenzione, c'è qualcuno di voi che lo ha beccato, signori. Poco, il Venezia, poco, 0,39 il Venezia. Il Napoli arriva a 1,80, anche perché i 2 gol, vedete come sono grandi le stelline? Stelline. Perché? Perché quando sei così vicino alla porta e ci sono pochi difensori vicini, sale l'XG, è molto aspettato il gol e quindi sale così. Poi per il resto gli altri pallini che vedete gialli sono le occasioni per il Napoli e non si raggiunge i 2 gol pieni. Questo poi è quello che dobbiamo analizzare. 1,80, abbiamo fatto di meglio, nemmeno poi tremendo, però abbiamo fatto di meglio anche altre volte. Pensavo peggio, forse pure io pensavo peggio, e Polly pure l'ha beccata stavolta. Finalmente dopo un turno di riposo oggi si è rivisto in campo di dopo quanto ha riposato? 5 minuti.
Però vedi che cosa significa, nonostante forse lui deve giocare ogni 3 giorni, perché comunque l'abbiamo visto un po', c'è stato un passaggio di Fabian dove lui non ci è arrivato, io subito ho ricordato Napoli-Verona, perché capitò in Napoli-Verona qualche cosa dove Fabian gliela dà così e lui non ci arriva per un centimetro, ce l'abbiamo prendere con Di Lorenzo, ce l'abbiamo prendere con Fabian, no, troppo robot, no, non è possibile, non è possibile. Il gol al 99esimo di Petagnone è come la nonna che ti porta il tiramisù, che bello, il tiramisù per cena, ecco qua, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, vedendo oggi giocare il Venezia mi sono posto la domanda: possibile che in Italia preferiamo far giocare pensionati come nani e non puntare sui giovani? E qui dove la Serie A continua a mancare. Antonio, sono d'accordo. Ti aggiungo che secondo me, poi non so le condizioni dei giocatori del Venezia, non so se il mercato poi dopo che hanno fatto è migliorativo o meno, però i giocatori che stanno in panchina per me anche meglio di quelli che sono partiti, perché per me Henry è un buon attaccante. Lo stesso il numero 10, come si chiama? Amaru, quello è Ampadu, fatemi vedere, perché poi è entrato questo Onsame che non serve a niente. Busio è forte ed è entrato Aramu, ecco, no Amaru, Aramu. Aramu a me piace, è bello qualitativo, ma fatemi ringraziare un nuovo amico bellino, Alfredo Derviso, abbonato al canale, grazie mille amico mio. Contattami su Instagram, come sai, dove mi sapete trovare, Valerio Fluido, sta scritto là, non c'è dubbio, e ti aggiungerò prontamente a fine live, credo, o entro domani, al gruppo degli abbonati bellini dove si parla senza sosta a ramo. Capito, ci sono dei giocatori che probabilmente tra gli italiani, non lo so, c'è sempre questa cosa, a volte anche la questione di prezzo, che gli italiani, i procuratori te li fanno pagare tantissimo e non sempre, e allora ti vai a pigliare uno straniero che ha più o meno la stessa cosa, no? Buonasera Paolo, ma con questo lobotto del corridoio di Anghissà pensi che il camerunense avrà meno spazio? Non lo so Paolo, non si farà altro che parlare di questo. Per me, nel momento in cui si valuteranno le condizioni fisiche, si deve valutare le condizioni fisiche di tutti i giocatori in settimana. Mi sembra ipotizzabile che contro una squadra fisica importante come l'Inter un Anghissà ti torna utile. È chiaro che Lobotka, proprio vertice basso che si va a prendere il pallone, ti può fare doppia regia con Fabian, ti torna utile quando la palla ce l'avrai sempre tu e quindi fai un alto possesso palla, ti serve più uno che te la smista veloce più che uno che fa a botte e che ha la fisicità come Anghissà. Però ragazzi, non ci dimentichiamo l'impatto che ha avuto Anghissà sul Napoli e sul centrocampo del Napoli. Benvenuto Massimo Basile, nuovo iscritto al canale, si sblocca finalmente, perché nel frattempo arrivavano i nuovi iscritti, ma Massimo Basile sta qui, benvenutissimo. Quindi ragazzi, io non mi pongo il problema, il Napoli deve attaccare, benissimo, tieniti Zielinski, tieniti, per esempio in una partita come questa, dove Zielinski era un po' più, sai, un po' più spento, ci metti Anghissà dentro, puoi avanzare un po' Fabian, capite? Cioè non mi risulta un problema questo di Bobotto, anzi meglio, Bobotto che è salito e merita, quindi non è un problema. Da dove sto parlando? Amico mio, io mi trovo a New York e benvenuto sul canale, perché evidentemente se mi fai questa domanda sei tra i nuovissimi, iscriviti al canale, noi cerchiamo di fare un po' di analisi e domani analisi tattica con Lavagnetta, parole di Spalletti, parole di De Laurentiis, eccetera. Se posso aggiungere una cosa sui cori o una cora sui cosi, è dovuto a gruppi organizzati che certi cori li accettano seguendo la mentalità ultra, compresi i nostri. Non giustifico, per loro è semplice tifo ultras. Vabbè, Pep, sì, capisco il tuo intervento. Tutti devono cambiare mentalità, perché magari loro dicono sì, dite così possiamo dire anche noi, però onestamente i nostri non me li ricordo così, sempre così razzi, cioè proprio
si punta solo su quello, un po' di sfottò va bene, ma mamma mia, io mi sono proprio veramente scocciato. Amara sconfitta per il Venezia. Buonasera System Failure, buonasera Davide. Domanda e risposta secca: se tu fossi Inzaghi questa sera avresti più paura del Milan o del Napoli? La mia risposta, Davide, è paura del Milan un po', se la volete sapere tutta, anche perché onestamente porta bene. Guardiamoci nell'anima, porta bene. Affari spenti nella notte, perché poi la pressione, sentite a me, prudenza porta bene. Perché dobbiamo mettere un po' di pressione al Milan e perché la mettiamo pressione a tutte e due? Perché non dimenticate il buono, il brutto e il cattivo, e non dimenticate che il Milan ha più storia e il Milan li ha battuti l'Inter. Se poi il Napoli anche batte l'Inter, noi ci godiamo il percorso. Buonasera Lionar. Meno di 2. Meno di 2, Annarita, penso ti riferisci ancora agli XG. È colpa mia, evidentemente sono lentissimo. Una cosa sui cosi. E mi dispiace per Ospina, ma deve giocare Meret, il futuro della Porta Azzurra. Ma che ansia, ma perché deve giocare Meret? Dove sta scritto? Può essere anche che non sia il futuro della Porta Azzurra. Se Ospina, e tra l'altro Ospina ha fatto una paperuccia con la Colombia, arriva a Napoli e si fa un altro clean sheet, perché comunque sta là, dà sicurezza, dà tranquillità, la paratuccia che deve fare la fa. Io tifo Napoli, non tifo Meret, cioè non mi viene di dire dai Meret, perché Meret non mi viene. Poi se con la partenza di Ospina resta Meret, si rinnova, perché devi rinnovare, non puoi arrivare con tutti a scadenza, resta Meret, prendi un secondo portiere, strafiducia a Meret, lo sosterremo e speriamo che torni a fare quelle cose belle, bellissime, che ci fece vedere il primo anno. Io me le ricordo, parate straordinarie, miracoli, ce li ha fatte vedere. Adesso con questa alternanza sembra soffrire un po' di più. Dobbiamo vedere. Ma dato che siamo in corsa, no? Non è che a inizio stagione così è partito, poi è pure sfortunato sto guagliò, perché si è infortunato, Ospina si fa trovare pronto. È proprio così. Siamo in diretta, Edoardo? È certo che siamo in diretta, è certamente. Sono fiero di essere l'unico napoletano in tutta la scuola e di continuare a essere fiducioso in questa squadra e di cosa potrà diventare. Grande Nicola. Lo so, può essere un po' lonely, può essere un po' puoi soffrire un po' di solitudine a essere l'unico tifoso napoletano della scuola, però dai, ti stai togliendo delle soddisfazioni, ti stai godendo il percorso e va bene così. Allora, scorrono tutti i messaggi, ragazzi, 350 like, non male. Intanto abbiamo una giornata in meno di riposo in trasferta e quasi 105 minuti nelle gambe. Questo sì, perché alcune ovviamente si sono fermate e dovranno recuperarla. Speriamo che la recuperano in un casino di calendari. Magari ci va bene questo, perché mazzo noi non ce l'abbiamo. Potrebbe arrivare un po' di mazzo. Bisogna avere pazienza e prudenza. Pazienza. Ciao Salvo Barrella, wow, grande, come stai amico mio? Un bacione a Salvone. Melissa, cattiva, bel recupero in classifica del Napoli, alle spalle gli infortuni e voliamo verso un sogno. E perché no? Tu sei Melissa buona, non sei Melissa cattiva, questo è un messaggio super positivo. Meglio così, avere un XG più basso dei gol fatti significa non essere stati spreconi e noi lo siamo molto spesso. Lille, anche così si può leggere, però contro il Venezia devi creare di più. Io la leggo anche così, cioè devi fare un po' più di occasioni. Se tu non arrivi proprio mai a tirare, vuol dire che loro ti hanno bloccato bene, che non hai sviluppato bene l'azione. Abbiamo fatto 2 gol ed è importante. È chiaro che il secondo arriva nel contropiedone e va benissimo tutto. Io mi tengo stretto il gol di Osimhen perché il Napoli di quei gol là ne fa pochi. Allora se aumenti la possibilità con Osimhen in campo di poter fare anche qualche gol di testa, che non è la nostra specialità per caratteristiche innate, allora lì ecco che è una soddisfazione, perché lì dici questo è un difetto del Napoli che si può
migliorare. Per esempio, dove può migliorare il Napoli? Arrivare a far più gol con gli esterni, no? Prendere la porta un pochino meglio, essere un po' più pericoloso. Benissimo. Un'altra cosa dove dobbiamo e possiamo migliorare è proprio nei gol di testa. La fisicità di cui ci sta parlando Spalletti molto spesso, i calci piazzati che avevamo visto all'andata, insomma ci sono tante cose, piccole cose dove il Napoli, capito, nelle partite sporche, questa è stata partita un po' sporca, un po' non proprio, sì, dominata, è chiaro, però si è fatto un po' più di difficoltà del dovuto rispetto all'avversario e il Napoli ci deve mettere quel di più, perché è uguale, se vogliamo, l'Inter ha avuto le stesse difficoltà e l'ha sbloccata proprio alla fine, al 90esimo, allo scadere, proprio con un gol di Dzeko di testa. Capite? Allora quando Spalletti ci dice il Venezia è una partita tosta, questa è la partita che noi dobbiamo, e lo abbiamo visto, ragazzi, che è una partita tosta e non dobbiamo sottovalutare mai. Ero allo stadio, grande Benedetto, sono nato a Venezia da genitori napoletani, oggi ho schifato lo so, amico mio, mi dispiace tantissimo, guarda, mi dispiace proprio assai. È chiaro che non dobbiamo fare di tutta erba un fascio, è normale, e ti dico anche che quegli stessi veneziani che presi da questo entusiasmo perché è una moda eccetera eccetera, li incontri domani al bar, vi bevete uno spritz e siete amici come prima, più di prima. E ti dico anche una cosa, amico mio, per una questione semplicemente casuale, perché a me piacciono il Venezia è una squadra che a me sta simpatica a prescindere, perché le iniziali sono le mie. Venezia FC, no? Venezia Federazione Calcio, Valerio Fluido Celentano, mi deve stare simpatica per forza, tiene proprio le mie iniziali sulla maglietta. Io mi accatto la maglietta dello Venezia, quella del Napoli non riesco a comprarmela quest'anno perché la rendono difficile qua. Quindi capite che si sta male e capisco la tua amarezza, mi dispiace tantissimo, mi dispiace proprio assai. Allora, tutti a disposizione, come comporresti il centrocampo? Per me Lobotka è insostituibile, per me nessuno è insostituibile, forse Mertens è insostituibile per me, ma anche ci sono partite dove ci metto Zielinski lì. Insisterei così, amico mio, Edoardo, partita contro squadre piccole, Lobotka, Fabian, Zielinski, bene. Partite contro squadre un po' più toste, l'Inter, il Milan, eccetera, eccetera, Fabian Anghissà, là dietro e Zielinski davanti. Ci vuoi mettere Mertens davanti, ti conservi così, per me si può fare tranquillamente. Vedremo se Meret giocherà con il Barca, oramai sotto la lente di ingrandimento e non gli viene perdonato niente. Anche questo è vero, Fabio, anche questo è vero, ma anche Ospina lo è, perché oramai, essendoci questo dualismo continuo, le preferenze da parte dei tifosi, dei giornalisti, eccetera, eccetera, se Ospina fa una cosa, non puntiamo su Meret, e allora a questo punto è meglio Meret. Se Meret fa una cosa, allora vedi che Ospina deve giocare sempre rinnovato. È chiaro che questa dualità ha creato tutto questo, però Spalletti non dovrebbe essere in difficoltà perché, ricordiamo, Alisson e Szczesny, cioè ha avuto in passato due portieri forti, li ha alternati, chi sta meglio e non c'è problema. Giuntoli ha detto che a fine campionato si sediranno per il rinnovo di Ciro. Mi sono arrivate queste dichiarazioni. Io, da come le ho lette, ha detto noi abbiamo un'opzione, poi a fine anno si vede. Non sono riuscito a vederla con un entusiasmo, dice allora è tutto a posto, c'è possibilità. Non ha detto niente di che Giuntoli, cioè non ci ha detto niente che non sapevamo già, cioè che l'opzione ce l'ha il Napoli per rinnovare eventualmente così, ma le cifre probabilmente sarebbero diverse, e che si deciderà a fine campionato. Non riesco a vederla con entusiasmo questa cosa, perché per me il mercato di gennaio, un regalo che mi dovevi fare, lo so, non ci possiamo comprare nessuno, fammi il regalo di Mertens, non lo so. Ospina secondo me non si può discutere, male non fa, l'anno prossimo li cambierei tutti e due, e a questo punto sì Stefano, ma io sono d'accordo, sono pure d'accordo, scegli, fai, basta che si scelga una volta e per tutte. Buonasera, viva o Senegal, sempre Vincenzo, sempre, specialmente stasera, che penso tra 10 minuti vadano in campo, mancano 20 like, forza ragazzi! Allora,
Speriamo comunque che l'Inter giochi supplementari martedì, perché se sono stanchi, magari soprattutto i difensori, certo. Poi qua io ti chiederei, Mario, faresti partire Osimhen di nuovo dall'inizio? Oppure un po' di esperienza di Mertens? Se ne parlerà tutta la settimana. Valerio, sono contentissimo. Senza guardare la classifica, il Venezia ha creato problemi anche all'Inter, ed è vero. Non era da sottovalutare, come ho sentito dire. Ed è verissimo, amor. È proprio esattamente così. On to next game. Inter 1-1, no hype. Calme. Bravissimo, Frank. That's right. No hype, nothing crazy, like, no, oh my God, this is the time, let's go. This is the year of, no, oh my God, let's step by step, one by one, all for one, dirà il nostro amico Insigne più tardi. That's right. Alessandro? Se mi permette, per conosco chi frequenta le curve, ho sentito con le mie orecchie, fu esposto alla curva B in sessione Napoli-Corera e un adesso squalificato. Ah, sì, me la ricordo quella roba là. Beh, ma quella è anche una sorta di provocazione, no? Che succede se lo diciamo stesso noi? È un mondo che andrebbe un attimo rivisto dall'interno, senza dubbio. Quando segna il Petagnone, a me viene il coccolone. Insigne oggi non era su nessuna fascia, ma nemmeno in campo, e dispiace quando gioca come oggi, praticamente ha rallentato solo le azioni. Non ti posso dare torto, non ti posso veramente dare torto. Hai notato che con Spalletti gli esterni stanno segnando molto molto meno rispetto a quando c'era Gattuso? Secondo te come mai? Jacopo, amico mio. Allora, sì, è chiaro. Ti consiglio di cercare, oltre, forse non lo so se tu forse non sei iscritto al canale Telegram che trovi in basso in descrizione, perché stiamo facendo delle analisi, oltre a queste live, oltre alle analisi che facciamo giorno per giorno, abbiamo cominciato anche un'ulteriore analisi di numeri nel canale Caffè Napoli 1926 TV, dove altri colleghi miei, con Salvatore Pengue, con Antoc, stiamo facendo i confronti proprio ad ampio raggio su tutte le annate, con tutti gli allenatori, a partire da Sarri, a partire da quando esistono gli XG, eccetera, eccetera. E stiamo scoprendo delle cose molto interessanti, alcune anche clamorose, come per esempio sta performando meglio Mario Rui rispetto a Di Lorenzo, proprio da statistiche fredde. Il discorso degli esterni con Spalletti lo abbiamo analizzato molto bene. Ogni mercoledì ci sta questa live particolare fatta di numeri e di analisi, e quindi dovete seguire, dovete iscrivervi al canale, dovete iscrivervi al canale Telegram, così seguite tutte le cose. 05, siamo ancora agli XG, colpa mia sicuramente. Scorrono tutti i messaggi. Bella che questa cosa che i nostri africani sono arrivati fino in fondo. Sì, Simone, comunque un terzo posto anche chissà se lo porta. Anche sfizioso il fatto che sbagliano tutti i rigori prima e poi la vincono proprio ai rigori, fanno un recupero da 3-0 a 3-3, una cosa clamorosa, quindi sarà contento, anche se mi pare che non abbia giocato, almeno non dall'inizio, nella finalina da terzo e quarto posto, e speriamo veramente, certo sarà Salé Manà. Salé contro Manà, Manà. Lasciate like. Manà. Salé contro Manà, però noi tifiamo per K2 perché merita di alzare un trofeo gigante e lo deve portare anche a casa, così lo esponiamo al museo Diego Armando Maradona, dove ci sono tutti i trofei del Napoli, dove è bello, ci sono le 2 statue, ci sono tutta una serie di cose bellissime. Arostasto museo, non si sa. Ma dopo gli 8 minuti di recupero stanno i rigori, è bella lunga, è un po' lungo il titolo. Vediamo cosa succede. A proposito del quando, vincendo oggi, questa volta lo abbiamo proprio ingarrato, il quando. Sì, perché proprio questa era la giornata dove poi ti avvicini alla giornata con l'Inter, quindi con un po' di entusiasmo in più, e soprattutto, lo ripeto fino alla noia, 3 punti sull'Atalanta importantissimi, anche sulla la Roma che stecca, sono importanti. Salé Manà, non ci sta, è per questo ho fatto un po' di ironia sarcastica.
Vincere va sempre bene, ma si può dire oggi che con XG totalizzato, se giocavamo contro l'Inter il finale poteva essere diverso? Dobbiamo recuperare quel cinismo di inizio campionato. Valeria, questo messaggio va proprio incorniciato, secondo me. Va incorniciato. Vedete le amiche belline come sono competenti? Sì, sono d'accordo al 100%. Al di là dell'XG totalizzato parlo anche della prestazione. Questa prestazione, visto che il Venezia qualche occasionuccia l'ha avuta, però non avevano la qualità, c'è stato quello che se n'è scappato e lì Ospina si è fatto trovare pronto, perché poi lì cambia tutto. Poi non hanno inquadrato, non hanno avuto molto modo di farlo, però contro una squadra un po' più forte, un po' più organizzata, ecco che magari quel cross su Osimhen viene gestito meglio, diventi meno pericoloso tu, diventano più pericolosi gli avversari, per una questione proprio di qualità. Siamo d'accordo. 420 ci dice Polli, e Mario ti saluta e io saluto Mario. Allora, Bobotta oggi grandi interdizioni, alcune potevano essere molto pericolose, sì, senso della posizione sia per Lobotka che per Fabian, ragazzi, entrambi hanno dato una grossa mano in fase di interdizione, anche perché poi Bobot molto spesso rimane da solo, perché Fabian tiene questa libertà di azione quando teniamo il pallone, che poi se lo perdi c'è sempre quella cosa, io ho sempre quella paura della voragine a centrocampo, e se non hai il senso della posizione, che Bobotta ci sta dimostrando, puoi pigliare l'imbarcata, perché poi il Venezia non butta palla avanti, comunque giocano con le triangolazioni, e se tu il primo pressing non lo fai efficace ti puoi trovare in difficoltà, quindi molto molto bene Bobotta. Spalletti, noi dobbiamo migliorare nel servire Victor, non dobbiamo sempre palleggiare e far schiacciare la squadra avversaria, abbiamo giocato poco nello spazio e molto sui piedi. Vedi? Allora questo ci rimanda al discorso della verticalizzazione un po' più immediata che stavamo facendo a inizio campionato. Dobbiamo essere un po' più, guardare un po' più in avanti. E allora questo poi mi spiega, Spalletti mi spiega perché io sono meno soddisfatto di altre volte, e perché giro palla e poi non affondavamo mai. Questo poi, vabbè. No, perché poi non voglio parlare di Elmas, perché poi con Elmas voi mi dite quello è innamorato del pallone, vuole il dribbling eccetera eccetera, ma qualcuno se la deve pure prendere la responsabilità di creare la superiorità numerica, perché se ce la passiamo solamente tra di noi allora ok, Elmas magari qualche volta esagererà, però poi se crea pure scompiglio e arriva fino alla fine e ti crea un rigore, oppure si prende un fallo, oppure arriva alla conclusione, ragazzi, ma sto ragazzo secondo me dobbiamo pure cominciare a pensare che possa partire da titolare anche con tutti a disposizione, mi viene da dire. Un abbraccio, il nostro bravissima Gilda, e poi mi farai sapere con un messaggio come ha giocato. Vai. Cialanoglu, non ci sarà contro di noi? Non lo so, amico mio, aspetto conferme dagli amici bellini che sono più informati di me, non lo so. Non penso di non errare, perché quando la vinse un asso con l'Algeria era al Nizza. Ah, vedi? Benissimo. Buonasera Gio TV, come stai? Un abbraccio gigante, amico mio. Pure secondo me, Luigi, secondo me dobbiamo cominciare anche a... la chaotic vibe. Secondo me un po' di scompiglio può anche servire alle volte, per non essere prevedibili. Ma questo Bobotta è migliore di Jorginho? Non esageriamo, ma se dicessi che il vero ruolo di Elmas è una punta alla Mertens, guarda che un domani potrebbe anche succedere questo, Gregorio, su Elmas, perché è un giocatore talmente giovane e talmente adattabile che può anche esplodere in altre cose. Secondo me lui ha lo spunto, secondo me lui è un giocatore alla Zielinski con caratteristiche di corsa diverse, che sta bene sotto punta, che sta bene anche da mezzala che spinge, che si adatta anche a giocare centrale un po' più dietro, perché poi insegue gli avversari, fa un po' di tutto, e quindi però anche una cosa che Zielinski per esempio non ha, l'inserimento senza palla in aria. Lui va, a lui piace segnare, lui lo sente il gol, ce l'ha di istinto e di natura, e quindi ci sta come ragionamento.
Allora, parliamo di calcio, niente attacchi personali, ma qua oramai siamo perfetti. Il campo stretto facilita la chiusura del Venezia, trovare spazi è più difficile, per questo ci sono stati molti errori di passaggio. Il sostituto di Insigne lo abbiamo già, dobbiamo rinnovare Ciro. Sì, sono d'accordo sul finale, amico mio Gaetano, sul fatto del campo stretto. Io ho giocato poche volte sul campo a 11 e quindi non ti posso fare un confronto personale, eccetera, eccetera. Mi dicono ex giocatori che il campo di dimensioni diverse ti crea un po' di confusione mentale. C'è anche da dire, e questo mi piace ricordare, che il campo del Venezia è più stretto, ma è anche più corto come lunghezza che quella poi standard. Il Napoli ha il campo strano, cioè fatemelo spiegare bene. Il Napoli ha il campo più lungo d'Italia perché siamo a 110 di lunghezza, ok? E 68 di larghezza, 110 per 68. Tutti gli altri campi sono di regola standard 105, quindi 5 metri in meno, per 68. Ok? Quindi il Napoli dovrebbe trovarsi bene, per esempio, al San Paolo, al Maradona, è un po' più lungo, è lungo il titolo, e trovarsi un po' più così, è meno lungo gli altri campi, eccetera, eccetera. Ma come di grandezza? Quello del Venezia invece è 105 per 65 o 63, insomma si restringe ma si accorcia pure, quindi è proporzionale alle dimensioni, esattamente proporzionale alle dimensioni del San Paolo. Quindi sì, è tutto un po' più piccolo, ma come più corto e anche più stretto rispetto a quello che dovrebbe essere la nostra abitudine. E io ci tengo moltissimo, perché quando poi si dicono attenzione al Camp Nou perché il Barcellona è un campo enorme, si sono fatte trasmissioni incredibili, l'ampiezza del campo, no, misura standard, il San Paolo è più lungo del campo Nou, quindi non diciamo cose che magari possono essere così. Non credo che abbia influito, perché poi 1,5 da una parte, 1,5 dall'altra. Fabio Versatile, dopo i risultatisti e va rivista, oggi arriva il saluto agli abitanti della città di Criticopoli, i criticontenti. Buonasera Valerio Fluido, buonasera, mi sono perso il finale, ma i criticontenti. Criticopoli, sei troppo bello Fabietto. I like per Fabio Versatile. Chi lo tira, Salah o Mané o Manà o Salé? Ovviamente Salah dall'altra parte. Chi lo tira? Chi lo segna? Vai, dai. I 5 like, dai, date gli ultimi like per il Senegal, dai. Pure io, Aragri. Dai, cerchiamo di godere a 360 gradi, un po' per il Napoli, un po' per il Senegal, un po' per Mazzarri, dai, che ci ha fatto un bel favore. Lo tira Manà. Dai, è chiaro. Dai. Ancora non si sa. Un attimo che si è fatto male. Ok, andiamo con calma. Un po' di vivo Senegal, vedere la KK non apprezza, mamma mia, vi giuro, esulto proprio, stavo quasi pensando di rimandare la live oppure di farla più presto per poi andarmi a vedere la partita, credetemi, perché ho proprio esultato per il Senegal, perché è mio fratello Koulibaly. Mio fratello è proprio Koulibaly, è proprio mio fratello. Cioè, io metto $26 di benzina perché è il numero di Koulibaly. Bravissimi. La mentalità la raggiunge il livello. Sì, anche aiuta a vincere, ragazzi. Vincere è sempre importante. Bisogna fare meno tiki-taka e servire di più Osimhen con i cross. I cross, giusto Aniello, giusto. Fallaccio la Serie C. Sempre viva, Raffaele, sempre. È bello assai. Salah parla con il portiere con queste grandi cose. Adesso ti dico come lo tira, perché ma questo in questo caso è vero pure, perché Salah e Mané quindi magari si conoscono benissimo. Spoileriamo? No, spoilerante? No, non spoilerate, ragazzi. Vabbè, ma io non la sto vedendo. Qualcuno in anticipo, mamma mia. Sono contento, sono emozionato.
è Koulibaly, ecco il nostro Koulibaly, quindi noi siamo tutti senegalesi in questo momento, ragazzi. L'Italia ci considera africani, benissimo, benissimo, e siamo africani. Dai, pure Malé parla col portiere, ma che sta succedendo? Che sta succedendo? Il coach del Senegal è gnocco. No, 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 no. Mannaggia. Ah, vedi, non spoilerate. Scusa, Paco. Scusate, Paco. Vabbè. E allora, ragazzi, per le prossime aspettiamo quei 2-3 secondi di ritardo, così non spoileriamo niente, però. Vabbè, siamo solo all'inizio, non fa niente. È un'occasione, ce ne saranno altre sicuramente. Era solo l'8° minuto e quindi Salah gli ha detto le cose giuste a quel il portiere Gabal. Vabbè. Forte ma centrale, un po' di paura, pure alla fine anche Mané ha avuto paura. Avevate paura i pagliacci? Beh, certo, se segnasse proprio Kalidou, che poi con una rovesciata ha aperto le danze in semifinale, assist in rovesciata, troppo centrale, sì, centrale forte neanche Virkowood. Sta giocando solo il Senegal. Vabbè, ragazzi, è appena cominciata, voi mi terrete aggiornati, ovviamente. Appena arrivato Giovanni, benvenuto. Se ti posso fare la stessa domanda dell'altra volta, secondo te un Brereton Diaz sarebbe ottimale nel caso? Non lo conosco, amico mio, non te lo posso confermare, non te lo posso commentare. Brereton Diaz sicuramente, per esempio, un Marietto delle Vedove sicuramente lo conosce a memoria e te lo dice lui. Io non sono proprio ferratissimo sul calcio internazionale, calciomercato. Aspetto sempre di vederli e poi li commento. Sì, ragazzi, sì, me lo state dicendo tutti, ci siamo. Mané ha detto al portiere te la tiro a sinistra. Vabbè, allora c'è stato tutto un gioco psicologico, evidentemente. Elmas deve partire titolare o comunque deve avere più minutaggio di Insigne, forse anche per una questione di fantacalcio oramai, perché non lo so chi si è mantenuto Insigne poi al fantacalcio. Io sinceramente, anche per una questione scaramantica, siamo chiari, perché io avevo una serie di giocatori del Napoli e non li mettevo perché spero sempre col fantacalcio. Dico, perdo il fantacalcio, però vince il Napoli. Ecco, quella speranza di dire avevo Insigne in panchina, Osimhen non l'ho schierato, Koulibaly l'ho lasciato in tribuna, però hanno segnato tutti e tre, quindi sono contento lo stesso. Io così ragiono al fantacalcio. Oppure metto per esempio tutti i giocatori del Milan, della Juve, eccetera eccetera, se vengono espulsi perdo al fantacalcio, ma sono contento lo stesso. È un discorso contorto, lo so, ma serve per vincere, poi per far vincere il Napoli. E quindi ancora pochi like e arriviamo a 500. Forza ragazzi! Secondo te a fine anno Koulibaly, Fabiano, Lozano, oltre a Insigne andranno via, e se arrivasse una buona offerta per Osimhen va via Thuram, forse pure Mertens, che Napoli sarà? Enzo, è una paura legittima la tua, perché c'è incertezza. Ovviamente c'è questa doppia cosa da considerare: dobbiamo andare in Champions. Se andiamo in Champions tu c'hai un pochino di soldi per fare un po' di mercato e un qualche rinnovo che magari adesso sei ancora incerto se farlo o meno, però quando vai in Champions qualche offerta per i tuoi giocatori ti arriva. Allora tu devi poi ragionare su: arrivano offerte importanti che ti permettono di migliorare la squadra e quindi tu rinunci a un giocatore forte, però riesci a comprare 2 o 3 di loro, per esempio, o 2 semplicemente. Va via un Fabian, ti devono arrivare tanti soldi e devi trovare poi delle soluzioni. Per come l'hai scritta tu e vanno via tutte, diventa una rivoluzione vera e propria, diventa complicata. E così diventa complicata, speriamo di no, o anche di sì, perché poi ti può andare anche bene. Certo, l'incertezza non fa piacere, perché non so cosa dirti.
Non so cosa dirti, però fai bene a dire se arriva un'offerta, perché devi sempre vedere se arrivano queste offerte. Buonasera Anna Maria, contenta per la vittoria contro Squadra Ostica, sempre Forza Napoli e senza dubbio è Squadra Ostica. Per come li hai messi, vedi che poi è sbagliato il cuoricino, perché risulta nero perché StreamYard non ha aggiornato tutte le emoji, ma tu hai messo un cuoricino bianco. È bianco, no, mi risulta bianco a me, comunque va benissimo. Chiedo scusa, ma Brennett non lo conosco solo perché FM è buono, ma nella realtà non lo conosco. Vedi come... E allora vedi che facciamo un pochino tutti il calciomercato con Football Manager? Li dobbiamo vedere poi in campo, ragazzi, e li dobbiamo vedere da noi. Mertens dietro Sime dal primo minuto, lo vedremo mai? Spero di sì, Gianni. Spero di sì. Spero proprio di sì. Nella pasta alla norma ci va la ricotta salata grattugiata. Simo, io prendo appunti, non ti posso contestare la ricetta, seguitelo per altre ricette. Dai con i like, li vuole Gio TV. Oggi Zielinski marcato uomo è andato in difficoltà, sabato con Brozovic credi sia favorito lui o l'interista in un ipotetico duello dalla posizione di centrocampo? Bello questo. Secondo me è chiaro, io Brozovic ho visto ha fatto una buona partita contro il Milan, a me è piaciuto molto, l'ho visto anche molto svelto nel girarsi, ha fatto una partita alla bobotta, diciamo, però il Milan era in grossa difficoltà quando c'era che sì, lì è sulla tre quarti. Brozovic non ha sofferto che sì e il Milan non era pericoloso con che sì. Quando poi è entrato Diaz, molto meglio il Milan, è salito in cattedra anche Teo Hernandez che nel primo tempo aveva fatto grande difficoltà, un pochino se l'è persa, ne parlavo anche con Salvatore Pengue, se l'è persa Inzaghi questa partita. Io non lo so se effettivamente c'era un problema di minutaggio, di estremo minutaggio, perché Perisic stava facendo una partita dominante, al di là del gol stava mettendo tutto quello che si può mettere da terzino sinistro, proprio bene. Dumfries stava scherzando con Teo. Quindi io ci voglio, non dico un Mertens, ma perché Mertens sì, proprio vai là, sfaccia, ma lo sai che ti dico Fabio Versatile, ma io mo te la rispondo proprio così e poi vediamo che andare con l'Inter con Mertens e Osimhen subito, ma che te ne frega, che ti importa, anche perché dai una risposta, te la giochi a viso aperto, tanto hai perso all'andata. Se perdi confermi i punti, noi dobbiamo fare i punti con l'Empoli e con lo Spezia, se perdi non è successo niente, credetemi. Te la giochi con Mertens e li metti, ma un po' avevate paura. Mertens su Brozovic. L'ho detta. Lo vedresti Gulam come centro-sinistra dietro come l'evoluzione che ha fatto Alaba? Mica male, sai Francesco, lo vedo più come terzo, come braccetto di sinistra, perché lo abbiamo visto un pochino già con Spalletti e mi sembra che abbia le capacità di equilibrio per fare il terzo, magari proprio difesa a 4, non lo so perché, però è giusta la riflessione, perché non potendo più sfruttare lui quella corsa continua che adesso ovviamente fa più difficoltà a fare, e la fisicità ce l'ha, la possibilità di impostare con il sinistro ce l'ha. Perché no? È un'ottima considerazione secondo me. Allora, se sarebbe il primo calciatore del Napoli a laurearsi campione per giunta da capitano, speriamo. Io a Fantacalcio metto in campo quelli del Napoli e tolgo quelli dell'avversario di turno. E rischio tutto praticamente, rischi tutto. Se ti va bene sei contento 2 volte, se non ti va bene sei scontento 2 volte. Non ce la faccio. Secondo me la società ha le idee chiare, ma non ci trasmette sicurezza, forse perché usa le parole sbagliate o per i rapporti con la stampa. Considerazione da tenere presente, Vincenzo, sicuramente. Valerio, basta con Insigne, non gioca al 100%, Benchem significa mettetelo in panchina. Frank, I understand your point, and it's not even because he left. It's because it's not playing really well.
It's not like brilliant by any means. Sto dicendo, non lo metterei in panchina perché se n'è andato già al Toronto, ma perché non è che sta giocando poi benissimo. Però sappiamo anche una cosa, che Spalletti, quelli che non stanno in grande condizione, preferisce farli giocare per fargli trovare la condizione. Spalletti wants him to find the best, of himself. Un po' complicato poi farla doppia così. So I believe that Spalletti is gonna still use Insigne instead of others. Let's see. I don't know. Allora, Brozo però sbaglia nel primo gol del Milan. Sì, ma infatti poi è diverso lì, però Marietto, pure fallo di Giroud, per me è proprio falso, lo butta proprio per l'aria. Però vabbè. Mo entra Guido e ci ammazza tutti i sogni, ogni tipo di entusiasmo muore e ci si imbicca per la tosti. No. Stefano, non è così. Guido ci farà la sua analisi, che è fatta di ragionamenti e di numeri che sono incontestabili. E che è anche la mia, perché mi dispiace se adesso voi io non è che vi devo togliere ma è stato De Laurentiis che vi ha detto non parliamo di scudetti, il secondo posto bellissimo, ci va benissimo il secondo posto. Stesso lui non lo vuole o non ci crede tantissimo. I ragazzi sono casati molto bene, i ragazzi devono dare il massimo per raggiungere il quarto posto e magari cercando di prendere il primo posto raggiungono il quarto, molto bene. Vinciamo con l'Inter, benissimo. E io vi ho detto metti Mertens, non è niente da perdere, benissimo. Ma il Napoli è favorito per lo scudetto? Non credo. Continuo a non crederlo. E anche se vinciamo con l'Inter, continuo a non crederlo. Però allora, se vinciamo contro l'Inter io inizio timidamente a crederci. Ecco qua. E quindi tutto quello che vi ho detto, Polli dice il contrario. No, vabbè, ma è chiaro, ragazzi, è naturale che succede un casino in città se vincessimo con l'Inter. È naturalissimo e siamo d'accordo. E resterò l'unico a buttare acqua sul fuoco e pompierare, perché conosco i miei polli, conosco il campionato italiano e mi rendo conto di una serie di cose che noi giustamente non vogliamo vedere sul lungo, perché dice se no Dovirac fa un campionato. D'accordissimo, siamo d'accordissimo. Però sarebbe una cosa molto clamorosa, una squadra con dei giocatori molto esperti, abituati a vincere, a stare in alto, come quella dell'Inter, che improvvisamente, dopo aver perso, qual era la statistica? 4 partite in 68 partite in generale, improvvisamente ne perde 2 o 3 di fila. Sarebbe una cosa clamorosa, statisticamente possibile, calcisticamente improbabile, e il Napoli poi invece deve fare che le vince tutte benissimo, diventiamo virali, diventiamo subito virali, non c'è problema, però prudenza, va bene, un po' di prudenza. Allora, Paco, io vorrei vincere lo scudetto solo per dire a Guido e mo, che dici mo? Paco, ma è mai possibile? Tu, tifoso del Napoli, ti togli più lo sfizio di dire a Guido che dici mo invece di esultare per il Napoli? Ma che tifoso sei? Fammi capire. È più lo sfizio di rinfacciare a uno una cosa, eccetera, eccetera, piuttosto che vincere per il Napoli? Ma che tifosi siamo, ragazzi? Fatemi capire. Allora voi venite qua per contestare quello che uno dice, perché il famoso ve l'avevo detto, in positivo o in negativo. Cioè, se voi avete una convinzione Lozano è scarso, aspettate che Lozano sbagli una partita per venire, non qui ma in generale sui vostri social, a dire hai visto? Oppure come me, che io contestavo Fabian ad ogni partita, sono l'uomo più contento del mondo che Fabian mi abbia sbugiardato. Che modo di tifare, Paco? Non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Tu se vinci lo scudetto, tu e Guido vi abbracciate e andate a cena. Se io non lo posso fare perché sto in America e voi non vi potete perché Guido non sta a Napoli, non ci siamo, non avete proprio capito niente, né di me né di Guido né del modo in cui si dovrebbe tifare. Proprio niente proprio. Assolutamente. Non andiamo proprio bene. Io sto aspettando che il Napoli mi dia torto per una volta e non mi dà mai torto nella lunghezza del discorso. Sto aspettando proprio questo, che il Napoli improvvisamente mi dà torto e dice è fatta.
È fatta, siamo diventati finalmente forti e non sbagliamo più le occasioni, quelle là, i scontri diretti, eccetera, eccetera. Io sto aspettando proprio di cospargermi il capo di cenere, e invece no. Vabbè. Allora, no, ma timidamente è chiaro, Polli, ma timidamente pure io sto già sognando, non sto aspettando nemmeno l'Inter, e vi ripeto un'altra volta, con l'Inter puoi pure perdere e io sono ancora contento per come stiamo analizzando la stagione. Dobbiamo fare il percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo fare il percorso che dobbiamo fare. Sono d'accordo sul Mertens, su Brozovic, anche se a volte ci vorrebbe il jolly, ovvero lo svariare di Elmas. E anche Elmas potrebbe stare. Xavier, qua il discorso di capire se Zelinski ha avuto solo un momento di defiance, che non è stata la sua partita migliore ed è stato solamente un caso, oppure se ha un momento di calo che ci può stare fisicamente, e là ti puoi giocare le tue scelte e capire se Elmas, invece, che mi sembra fresco, può fare la sua partita, oppure se la può fare direttamente Mertens. Ma se vincessimo lo scudetto, tu a New York che fai? Io esco pazzo, Enzo, io esco pazzo, io mi vesto da capo a piedi da napoletano con la bandiera, questa qua che è la bandiera dello scudetto, che sta bella coperta. Vado come un pazzo, entro in tutti i bar, perché poi qua ci stanno i bar, capito? Il club Liverpool, il club, poi ci sta il club Milan, il club Lazio, tutti quelli là così. Entro in tutti i bar come un pazzo, a Lucco, bacio gente in no, forse col Covid non è il caso, però credetemi che faccio cose di pazzi. Ecco, una cosa che devo fare, devo assumere un cameraman, perché poi se lo faccio a selfie così non me la godo nemmeno io. Devo assumere un cameraman che mi segue per tutta la città come un pazzo. E che è chiaro che non vedo l'ora di prenderlo. Qual è la favorita per la vittoria dell'Europa League? Sarebbe bello anche solo vedere un bel percorso del Napoli, senza dubbio l'Ore, e senza dubbio il Barcellona è una delle squadre più accreditate sicuramente. Non dimentichiamo le altre che sono scese dalla Champions, però Barcellona è chiaro che se si toglie una delle squadre più forti davanti, che è il Napoli, è chiaro che guardano avanti con una certa come si dice, una certa positività. E nel ringraziare anche Luigi Della Vecchia, come vedete mi sto mettendo le cuffiette, e significa solo una cosa: se vinciamo con l'Inter e la Juve perde con l'Atalanta, comincio a credere che andremo in Champions. Luigi la dice bene, secondo me la dice molto bene. Guido! Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera viandanti, e un saluto particolare a tutte le studentesse e gli studenti del conservatorio. Sì. Sviolinate. Il Napoli vince su un campo di calcio a 8 che è più piccolo. Hanno già detto che il campo del Venezia è più piccolo del bagno di casa mia? No, non in questi termini, ma hanno già detto. Una partita su cui consiglierei di essere molto molto calmi. Adesso vediamo perché. Chiaramente bisogna sempre vincere le partite, non è mai scontato, soprattutto siamo noi il Napoli. Partita dove il Napoli ha giocato veramente molto sotto ritmo, troppo sotto ritmo, troppi giocatori sotto ritmo. Bene, Fabian, soprattutto dalla tre quarti in su, perché poi il centrocampo nel primo tempo Napoli ha giocato bene, il secondo tempo si è addormentato, aveva già voglia di prendere l'aereo e tornare a casa. Cambi tardivissimi di Spalletti, cioè quando loro hanno fatto i 5 cambi, noi abbiamo fatto i primi 2. Non capisco perché dai solo 12 minuti più recupero a Mertens. Ci sono tante cose che oggi non mi sono piaciute, non perché devo fare il negativo, il pessimista. Dovevi vincere perché tu all'andata hai vinto. Incominciamo a vedere la prima considerazione, perché già si parla di scudetto, no? In queste prime 3 giornate, prime 5 giornate, l'Inter ha affrontato già 3 squadre di scontro diretti. In realtà questo grande recupero, quindi bisogna anche considerare il peso specifico delle partite che noi abbiamo affrontato, loro hanno affrontato. All'andata l'Inter fece 0 punti con la Lazio, 1 punto con l'Atalanta e 1 punto con il Milan nel derby, quindi fece 2 punti
anche se ha perso ieri, l'Inter non ha vinto con la Lazio, ha ripareggiato con l'Atalanta e ha perso con il Milan. Quindi in realtà siamo lì. Sì, siamo lì. Aveva fatto 2 punti e ne ha 4. In realtà è andata meglio. È proprio difficile da far capire questa cosa qua. Però molti amici bellini hanno avuto un'analisi onesta, che non sono stati contentissimi proprio della prestazione. Vai avanti. No, quindi occhio, perché qua sento le campagne a festa che abbiamo vinto lo scudetto. Uno deve vedere come è strutturato poi il campionato. E l'Inter dovesse perdere, non è un augurio, col Bologna, avrebbe 1 punto in meno rispetto all'andata. Dovesse pareggiare, avrebbe lo stesso punteggio. Dovesse vincere, l'Inter andrebbe meglio, perché adesso ha 7 punti rispetto a 8, compreso il Bologna dell'andata, e quindi l'Inter può andare addirittura a +2. Il Napoli ha fatto tutte le partite perché non ne hanno annullata manco una per Covid e ha 2 punti in meno. Il Milan ha 1 punto in meno, classifica comparata seria, non prima giornata, seconda giornata, ma squadra contro squadra. Quindi Milan, Juve, Milan, ed è abbastanza complicato e lungo da andare a controllare tutte le squadre, perché ti porta via un sacco di tempo. In realtà è un girone di ritorno dove tutte stanno facendo peggio. Atalanta -4 con una partita in meno, Fiorentina -8 con una partita in meno, un disastro. Genova lo stesso, Inter -1, una partita in meno, Juve +3. La Juve col Verona perse. Dovesse perdere oggi sarebbe a +3 e ci sarebbero le campane a festa allo scudetto. In realtà sarebbe pareggiare, sarebbe +4. Se oggi la Juve dovesse vincere, avrebbe 6 punti in più del girone di andata, tantissimi in poche partite, in 5 partite, più di 1 a partita. Sta volando senza ancora Vlahovic, sta volando. La Lazio -5, il Milan -1, il Napoli -2, la Roma -2, la Sampdoria -2, il Torino -2, l'Udinese -1, il Torino c'è una partita in meno, eccetera, eccetera. Quindi calma e gesso, perché oggi abbiamo fatto bene. L'Atalanta c'ha -4, quindi anche con la partita in più, nel caso vittoria, potrebbe avere un -1 rispetto al girone di andata. Questa è la classifica che noi dobbiamo guardare, non la classifica siamo a 2 punti dall'Inter, 1 punto dall'Inter, eccetera, perché come stiamo andando? E noi stiamo andando bene, abbiamo 2 punti in meno, che sono quelli a Torino. Spiega bene, perché Steve non ha capito. La comparazione appunto è proprio sulle partite. No, è simmetrica, è sulle partite, non è sulla giornata. Quindi non le prime 5 giornate, per dirvi, spieghiamo bene, no? Atalanta, quindi con Torino-Atalanta 1-2, Atalanta-Torino non si è giocata. Atalanta-Udinese 1-1, Udinese-Atalanta 2-6. Quindi non te le cito tutte. Nelle prime giornate di ritorno io sono dovuto andarmi a prendere le equivalenti partite che non sono corrispondenti, quindi adesso io la classifica la faccio con tutta la giornata di ritorno e poi a macchia di leopardo ti devi andare a prendere la partita corrispondente, che non è più prima, seconda, terza, quarta e quinta. Quindi il mio confronto che vi cito, importante citare la leggenda, è simmetrico, quindi Roma per Roma, Empoli per Empoli, eccetera. Perché se no non avrebbe senso effettivamente. È chiaro. Perché effettivamente l'Inter ha avuto un girone di ritorno nelle prime 5 giornate tostissimo. Fabio si è inventato un nuovo termine, i criticontenti. E quindi bisogna predicare molta calma. È chiaro che poi se uno guarda la classifica assoluta, che comunque è importante, intanto hai preso un po' di vantaggio, perché poi soprattutto con l'Atalanta, la sconfitta, l'Atalanta vinse a Cagliari 1-2, l'Atalanta ha fatto 9 punti nel girone d'andata, non ha fatto benissimo, perché poi ha fatto Atalanta-Udinese 1-1 e poi ha vinto Inter-Atalanta 2-2, Atalanta-Lazio 2-2. Però i 2 pareggi con l'Inter e la Lazio li ha confermati anche nel ritorno. Dove è andata bene era la vittoria con la falsa, non è una vittoria, con i resti dell'Udinese,
Dobbiamo vedere che cosa farà col Torino. Oggi il Torino ha fatto una partita orrenda. Credo che si riferisse a quello l'amico Bellino che non ha la partita del Napoli. Ci sono tante cose da dire, mi fermerei qui perché poi ho sentito solo gli ultimi minuti, c'erano penso varie domande. Permettimi non so se c'è Angela in diretta. Se c'è Angela in diretta io devo mantenere una promessa, quindi se lei si palesa... Allora, Angela c'è sempre, io prima l'avevo vista, l'unica cosa possibile è che stia dando un occhio al Senegal, perché ovviamente siamo tutti tifosi del Senegal. Quindi quando lei si palesa farò una sorpresa. Quindi benissimo. E c'è una considerazione subito di Valeria, la Juve sta volando, non è che ci volesse granché far meglio del girone d'andata. È ovvio, però intanto va preso in considerazione, non è che sapete, io analizzo tutto statisticamente, non da iettatore o da esaltato. Noi dobbiamo, quello è stato il girone di andata, nel bene e nel male, lo dobbiamo accettare. Poteva anche fare uguale, far meglio, lo so, però vanno valutate. Cioè significa che quegli 80 punti, cioè noi dobbiamo fare per stare sereni 41 punti del girone di ritorno. Punto. Allora un attimo, Valerio, copro un attimo la cam. Bellissima questa storia. Ovviamente nel frattempo rispondo a Roberto, sarebbe verosimile vincere a Empoli, Spezia e con il Sassuolo avremo già un +7. Esatto, questo è il discorso che stiamo facendo, Roberto, cioè lì che il Napoli deve migliorare quei 39 punti dell'andata per stare più tranquilli. Allora, questa me l'ha chiesta Angela Torre, io non gliela rispondo, gliela faccio vedere. È la mia prima partita vista, i biglietti li strappavano malissimo, è un Napoli-Juventus, e questo sono io allo stadio, bambino. Devo metterlo grande. Ah, che meraviglia! E vi faccio vedere un'altra cosa. Le foto erano ancora quadrate e poi lo stadio si riempì perché era pienissimo. Questo qui che è mio zio. È caduta? No, ci sei. Volevo metterlo in grande per far vedere bene la foto. Questa, no, vabbè. Credo che ve l'abbia raccontata nella puntata che facciamo Sci nel calcio. Un mio collega criticò il fatto che è una cosa assolutamente una panzana che tu in uno stadio di calcio becchi una persona. A me è capitato più volte, dissi. Tu pensa alla mia prima partita, mio zio sarebbe il marito della sorella del mio padre, che vive a Roma, e non se ne frega niente di calcio. Ma siccome mio cugino è juventino sfegatato, è un fighetto incredibile, e mio zio per farlo contento è juventino, e quindi loro andarono allo stadio. Mio padre e io non sapevamo nulla. Immaginate, se vedete il servizio di Italo Chiun, dice che fu il record di incasso di tutta la stagione, non del Napoli, della Serie A quella. Immaginatevi circa 88.000 persone. In San Paolo faceva 85.000, 12, si entrava un bambino e un adulto, io 88.000 li calcolo per difetto, e a un certo punto io bambino piccolo dicevo: papà, ma quello è lo zio. Proprio padre, ma papà, quello là è lo zio. Ed era mio zio in mezzo a 88.000 che non ci aveva detto niente, baccammo. Quindi questa è stata la mia prima partita ai primi anni 80. Quanti punti ci vogliono? E per dire, per vari ricordi che ho, perché me sia questo, sono tantissimi, è il biglietto della finale Napoli-Stoccarda, e questo di Napoli-Argentina, e questi sono gli autografi che mi mandarono i giocatori del Napoli. Questo è Napoli-Stoccarda. Vabbè. Non so se si legge. Sono album di ricordi. Questo per esempio, ti faccio vedere un'altra, quando te l'ho detto, è Napoli-Frosinone per il record di Higuain. E ci sarà anche il biglietto dell'ultima partita per salutare Mertens. Esatto, questo poi ritorna allora, sempre. Mertens, Valerio, poi voglio le domande. Facciamo, ma credo che molti l'abbiano capito. L'opzione è unilaterale, che in italiano significa una sola direzione, cioè della società verso il giocatore e non entrambi, che
si è capito, non eserciterà perché è già fissata la cifra ed è una cifra troppo alta per gli standard che ormai ha messo De Laurentiis, quindi l'opzione non la eserciterà. Il Napoli non ha nessun, diciamo, obbligo per questa opzione, ma figurati anche per un'altra, quindi eventualmente può fargli una proposta per un nuovo contratto di un anno più uno, di 6 mesi, con delle cifre che stabilirà. Ma mica è scontato che lo faccia. E infatti quelli hanno detto che devono capire si devono sedere, ma non è scontato, come cioè, è chiaro che più passa il tempo e più la vedo difficile. Io credo che sarà uno degli errori sportivi più clamorosi fatti negli ultimi 20 anni. Angela ti risponde: che bello, grazie per il pensiero, un ricordo bellissimo, sei una persona meravigliosa e molto molto bella. TVP sul serio, non esageriamo, però era più carino proprio farlo vedere piuttosto che dire tutto quello che io vi racconto è sempre vero, anche quando mando qualcosa di privato come quelle foto che ti ho mandato dei 2 incontri con Magni. Domande. Allora Guido, ti chiedono quanti punti ci vogliono per andare in Champions. Questa è una cosa che ogni secondo tanto me 80-81 quest'anno per star sicuri. Per ora questo calcolo che facciamo all'inizio è ancora molto valido, non di meno, considerando che gli anni scorsi 78-79 e non era automatico, 81 salvo miracoli sportivi. Poi fra un po' incomincia a diventare anche molto facile, perché vedete, quando io vi ho detto il fatto dello scudetto dell'Inter, però non può perdere col Milan, avete visto? Perché poi avanza l'altra squadra, no? Ho detto, quindi questa è una partita che dovevano, se in questi calcoli fantascientifici, è vero che l'Inter ha perso. La sconfitta dell'Inter è molto brutta per il Napoli, Valerio, qua sento troppe campane a spezzo. Ha perso come il Napoli l'Inter, ha perso la classica partita che abbiamo perso noi, cioè giocando bene, non facendo vedere palla all'avversario, giochicchiando, perché solo 1-0 era poco, con la consapevolezza che tanto lo fai sempre il gol, 2 cambi, forse anche per far rifiatare, perché l'Inter deve affrontare il Liverpool, e ha preso 2 gol da polli, di cui uno come il Napoli con la Juve in regolare, perché quello gli ha dato proprio, l'ha buttato a terra. Bisogna essere sportivi, io non sono tifoso dell'Inter e del Milan, ma era netto. E l'altro mano molle di Andanovic, la girata è di gran classe, perché è un controllo a smarcarti addirittura, perché tu non solo ti controlli con classe il pallone, ma con quel tocco hai messo fuori gioco un difensore e ti sei già automaticamente girato e posizionato per tirare. Il gesto tecnico è di altissimo livello, però il tiro non è imparabile. Il tiro è un po' centrale, sì. Allora c'è DJ Redan che ti dice ma adesso è arrivato il momento, con quello che è successo io mi aspetto Marotta. Ci siamo. Non vedo l'ora di sentire del buono, brutto e cattivo. 25 anni le do di lei in virtù del profondo rispetto, non come forma di distacco. No, ma anche del tu, però è arrivato il momento e io me l'aspettavo, che aspettiamo in settimana. Infatti non mi piace la sconfitta proprio perché ha perso non da Inter ma ha perso da Napoli, e scordatevelo che perde 2 partite di seguito. Dovesse succedere, stiamo facendo qualcosa di importante, sarebbero altre, perché vedete, ragioniamo statisticamente, la sconfitta eventuale con l'Inter non butta nessun pianto, perché noi abbiamo perso l'andata. Esatto. Quindi non sarebbe meno... Ho detto questa cosa, ho detto metti Mertens e Osimhen subito, non succede niente, anzi ti giochi una bella chance di dare... Quella partita tu, se vuoi vincere lo scudetto, che per me non vinciamo, la devi pareggiare, non devi vincere, devi pareggiare. La vittoria è lusso, no? La devi pareggiare, anche se hai l'iscontro diretto a sfavore, pareggio e sconfitta, la devi pareggiare, non devi mettere... ed è 1 più con -2, andiamo solo a -1 rispetto ai confronti delle 2 classifiche, ma tu hai già perso, quindi perso per perso, mantieni. È con Lazio e Cagliari che non puoi, hai fatto 6 punti e devi confermare, e devi confermare i 6 punti, quello sono importanti. Quindi con l'Inter paradossalmente tu hai 3, non un risultato solo la vittoria, la pressione che metterà adesso certa stampa, i miei colleghi, si deve vincere, no, non si deve perdere, ma anche se si perde non è buttato via nulla, manco la corsa alla Champions.
è col Cagliari che tu devi andare a vincere a Cagliari. Ragazzi. L'ho sentito, allora ragazzi, proprio per spiegare questa cosa qua. Poi tra l'altro Francesco secondo me dà una qua nascono i termini. Non è pessimista, è onestimista. È bella questa. Assolutamente. Cioè io onestimista. vi potrei portare, vi ho fatto vedere due esempi, ma Faldoni di foto di partite. Il problema è che non è che uno è pessimista, è che lì vi ho fatto vedere una foto di quando ero bambino, non puoi rimanere bambino per sempre, quindi la gioia te la dà la partita, i 101 minuti di oggi, che sono stati 101, però finita la partita, e ve lo dico sempre, anche perché non ho più i 10-12 anni, e tu devi ragionare, ma soprattutto quando analizzi, l'hanno fatto benissimo, fammelo dire in diretta, te l'ho girato in privato, i complimenti, ma glieli dico, un lavoro pazzesco, queste dirette, ma molto serio, e io che lo faccio so che ti porta via tanto tempo, e non è manco giusto che noi regaliamo loro due, io a gratis, statistiche, analisi che stanno un po' rompendo gli schemi nel grande mondo del calcio, del fate presto, tesserini, non ci accide nessuno, queste cose qua. No, non si tratta di essere pessimisti, ottimisti, si tratta che alla fine una partita ti puoi inventare e fare filosofie. 18 campionati, quelli degli ultimi 18, no, sei imbecille se continui a dire sempre le stesse cose. Dice, ma tante persone vanno a prestare imbecilli, conta allora, no? Come dice Obi-Wan Kenobi in Guerre Stellari, è più pazzo il pazzo o il pazzo che segue il pazzo? E lo dice il maestro Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Chi sono io? Non sono manco un cavaliere Jedi, quindi. Bellissimo. Allora, quindi sempre in questo discorso, non avevo finito di leggere questo di Roberto, è lì che il Napoli può recuperare e mettersi in cascina questi punti in più che hai steccato ovviamente nel girone d'andata. E lo so che è complicata, perché questo tipo di ragionamento sulle partite, sul confronto tra girone d'andata e girone di ritorno, che poi, perché lo diceva Totò, è la somma che fa il totale, e quindi è complicato fare questo ragionamento, perché è più facile guardare la classifica, siamo a -1, a fiato sul collo, basta vincere, e invece no, vedete come ve lo spiega Guido, dice anche vincendo, anche perdendo con l'Inter, non è una cosa che tu dici ok, non c'è da strapparci assolutamente è importante. Giocatore del Napoli, sì. Scusa, è chiaro, no, vai. Che farebbe male, non è che stiamo tifando per la sconfitta, però ci sono sconfitte o pareggi. Un pareggio a Cagliari fa male, cioè ti farebbe molto male per la classifica. Giocatore preferito nell'epoca pre-Maradona? L'epoca prima, Luciano Castellini. Subito il Giaguaro. Nel secondo tempo tremavo di paura, la sensazione che il Venezia, così come Spezia, Empoli, facesse un gol in contropiede o su angolo. Hai avuto anche tu queste sensazioni? Vedi, questo non è né risulta triste, è un'analisi, non puoi portarlo sull'1-0, noi l'abbiamo con le altre squadre, no, ritmi troppo bassi, perché puoi prendere veramente, come ha detto bene, un calcio d'angolo. Abbiamo preso un autogol con 0 tiri, quest'anno siamo bravissimi. È vero che è un incrocio dei pali esterno quello che ha preso oggi Osimhen, però siamo arrivati a 16, non è un incrocio, è un incrocio esterno che si aggiunge ai 15, no? Quindi no, la dovevi chiudere prima, oggi sarebbe stato un super delitto. I punti che ha perso la Roma, i 2 punti che ha perso la Roma col Genova ieri, no? Ho detto sono sanguinosi, ho detto anche noi con lo Spezia, però più vai avanti e più, per esempio oggi vedi l'osservazione è giusta, e se tu prendi quel gol a quel punto sei finito, perché hai pochissimo tempo per recuperare. Allora vi dico, per ridere, sappiamo benissimo che si sono fatti 9 minuti e mezzo di recupero giusti, perché c'è stato un infortunio casuale dell'arbitro e anche del giocatore, e in quel momento lavali col fuoco, il coro è stato ancora più alto, perché non c'erano le voci dei giocatori intelligentissimi, perché tra l'altro c'erano i medici del Napoli a curare l'arbitro e hanno prestato anche le garze per il giocatore. Vabbè, nel secondo tempo, Valerio, la cosa che io vi feci notare, i minuti effettivi sono stati onesti, tutto sommato 24 e 18,
18, non ci possiamo lamentare, però considera che sono stati 9 minuti di recupero. Rispetto al primo tempo c'è stato un crollo, cioè tu nel secondo tempo non ti puoi permettere nel giro di ritorno di fare una cosa del genere, perché poi stai sicuro, anche se mancano 7-8 minuti, non si gioca più quei 7-8 minuti. Quindi abbiamo corso un rischio troppo grande. Allora, ho preso altre. Io nel Sì, frattempo, è vero, ragazzi, tra l'altro abbiamo concesso un contropiede dove eravamo 1 contro 5. Inzaghi ha un grande difetto, quello di sbagliare il tipo e tempistica dei cambi. Speriamo si riconfermi con il Napoli. Questa è una cosa di cui si sta parlando, ne sto parlando spesso con Salvatore, analizzare un pochino, perché ovviamente la stiamo guardando l'Inter nelle cose positive e negative. Come la pensi? L'Inter è forte, è una rosa molto più forte di noi, vediamo quello che succede. Io credo che non si staranno zitti, vediamo, molta calma e gesto. Non è la partita che sogno, non è la partita che mi spaventa, non è la partita che mi preoccupa. A me preoccupa molto Cagliari e Roma. È un di più. Sì, ma è stato un signore prima, un signor portiere, un grandissimo preparatore dei portieri, una bella carriera, era elegantissimo. Poi già il soprannome il Giaguaro vi fa pensare che tipo, mentre Garrellic anche hanno sempre criticato perché non aveva questo stile elegantissimo nei piedi, il Giaguaro era il Giaguaro. Per evitare che le squadre già salve nelle ultime 3-4 giornate si mettano in ferie e falsino il campionato, non si potrebbe mettere i play-out in modo da coinvolgere fino all'ultima giornata? Sono anni che gli ultime, anche a volte 7-8 partite, pensate le schifezze che abbiamo visto, Chievo, Genova, cosa degli anni. Un anno hanno fatto salvare la Fiorentina, una squadra che non potrei fare a memoria partite che infatti non erano quotate, ma anche 1,001. Ma quest'anno non ci sono, quindi stiamo facendo un ragionamento per l'anno prossimo. Vediamo se, perché non c'è, a me non credo che ci sia questa voglia di cambiare. Come lo spieghi questo? Voi come ve lo spiegate questo andamento altalenante dell'Atalanta, soprattutto nelle prestazioni con squadre più piccole? L'Atalanta ha 43 punti, l'anno scorso ne aveva 46, è una partita da recuperare, dovesse vincere avrebbe gli stessi punti dell'anno scorso. Quindi in realtà l'Atalanta, se dovesse vincere, sta continuando a fare il suo percorso da 77-78 punti. Quindi non è che sta andando male, è un'impresa. Che vi hanno fatto credere dopo che ha battuto, quando ha battuto il Napoli, e io ve lo dissi, ero arrabbiatissimo, non vince lo scudetto, state sereni, e non è per risultato, non lo vince perché ha delle lacune, poi ti viene a mancare con determinate squadre. Per vincere lo scudetto devi avere qualcosa in più, e l'abbiamo anche analizzato, e ve l'ho detto, per quel qualcosa in più, lo step di quei punti in più non è automatico colmarlo. Quindi io Inter e Milan, me l'ho detto, Inter prima e Milan che gli può rompere le scatole, e continua a rimanere così dalla prima giornata, e fino adesso siamo alla 24esima, quindi non mi stupisce. Però attenzione, non è che sta facendo malissimo, sta facendo l'Atalanta, però l'Atalanta poi quando ingrana ti fa 5 vittorie di seguito, e di solito nei gironi di ritorno fa sempre meglio del girone d'andata. È giusto non esaltarsi, ma la comparazione dei risultati in base agli avversari con i gironi asimmetrici è attendibile fino a un certo punto, proprio considerando il principio del quando. Sì, e noi per questo facciamo proprio questa analisi. Invece di pensare partite giornata dopo giornata, dobbiamo metterle così. È chiaro che il quando, Guido, entrerà in gioco quando le squadre retrocesse sono già retrocesse, quando quelle per l'Europa non hanno più niente da dire, e affrontarle prima o dopo è chiaro che fa differenza. Ecco, dice: ciao Valerio e Guido, guardando da sinistra a destra nessuna preferenza. Con l'Inter mestereste già da subito Koulibaly e Anghissà? Vediamo come tornano, perché noi non ve lo state ricordando come tornò Koulibaly dall'altra Coppa d'Africa, distrutto, fece un girone di ritorno pessimo, errori su errori. Vediamo, tanto è importante averlo, perché pure se non sta in forma tu c'hai un cambio pure per 20 minuti. Bisogna vedere intanto se si sblocca questa regola
perché non si è capito, possono giocare, non vale la quarantena, non vale la quarantena. Vediamo, la Coppa d'Africa è finita, come era facilmente prevedibile, quasi come i bonus, un po' di più. Avevano squadre forti che sarebbero arrivate fino in fondo, come vi dissi subito, sono arrivate fino in fondo, a dimostrazione che non gufo nulla e non è nessun pessimismo, e analizzare il calcio con serietà, erano le più forti e sono arrivate in finale, in semifinale. Vediamo come stanno fisicamente. Importante che ormai è finita questa Coppa d'Africa. Male che vada, saltano l'Inter, poi tornano, perché vedi, alla fine tutto quello che vi ho detto si sta verificando. Dito, noi abbiamo bisogno, visto che determinati giocatori, almeno uno per reparto, offrono delle garanzie tecniche, quindi individuare Rachmani, e poi insomma in realtà lui è diventato titolare, non è quello che ha offerto garanzie, se n'è andato Manolas. Fortunatamente vedi, con Juan Jesus vinci le partite con Salernitana, Venezia, cioè, serve uno a centrocampo, e in realtà è andato meglio Lobotka di Dem, è almeno uno dei due, poi tutti geni, no, uno in attacco stanno andando male, ragazzi, in attacco lo sappiamo, gli esterni non stanno andando bene, Lozano si è fatto male, è un brutto infortunio, però serviva per avere questo campionato dai 78-81 punti, non puoi farlo con 13 uomini, lo devi fare con 16-17 uomini. E l'ha ripetuto proprio Spalletti, l'ha ripetuto Spalletti di nuovo in conferenza, ha detto noi ci servono i giocatori, non facciamo che... Qui sì, questa preoccupazione che sento in alcuni di voi, ma come facciamo, gioca Mertens, servono, tra l'altro adesso avrai un periodo, noi abbiamo una brutta composizione del girone di ritorno, un periodo tremendo dove in realtà affronti tutte big nel loro momento migliore, e non puoi fare figuraccia col Barcellona, perché poi, a parte che rimane nella cronaca, ma poi quelle partite, vedete, negli anni passati le squadre italiane, se le perdi male portano insicurezze anche il campionato. Un Barcellona in mezzo a Cagliari, Inter e Lazio, scusate se è poco, nel momento dove tutte non vogliono lasciare punti, no? Poi fai bene e ti serve la forza per mantenere allora la testa della classifica, non fai bene e ti serve la forza di andarti a riprendere qualche punto, quindi servono tutti, ragazzi, non tutti. Serve anche di trovare un Insigne meno svogliato, lo dobbiamo dire, prenderà 7 anche oggi dai colleghi, però mi è sembrato un po' strangolato, ingiustificabile se prende 7. Fine primo tempo, Senegal-Egitto 0-0, ammonito ingiustamente solo perché una roccia KK, quindi ci segniamo questo aggiornamento. Ti chiede Lionel, la miglior difesa importante per le statistiche? Io penso in generale negli ultimi campionati sì, tanto comunque avere la miglior difesa ti fa, vedi oggi, sicuro tu rimani nelle zone alte della classifica, perché non puoi andare da nessuna parte senza la miglior difesa. Ma negli ultimi 2 o 3 campionati conta molto l'attacco, ed è anche dei numeri che vi hanno fatto vedere gli amici di Valerio in queste 2 o 3 dirette sono stati eccezionali. Io ve lo stavo sottolineando da tempo, e ci troviamo quei numeri, perché loro hanno detto i quinti, e siamo la quintultima, diciamo, delle 7. Esistono 7 sorelle, vale? Non lo so se esistono, però no, la difesa deve continuare così, perché è fondamentale, a maggior ragione per il Napoli, che non ha questa percentuale di realizzazione in attacco eccezionale, quindi figuriamoci se non ci possiamo. Il Napoli, c'è una persona che ha detto non è vero che oggi abbiamo tirato di meno, la partita che abbiamo tirato di meno è stato con l'Inter, 9 tiri, oggi 16, 3 tiri in porta con l'Inter, e oggi 6, quindi è una cosa che ho sentito nella tua diretta oggi, e quindi subito però hai capito, sono stati 16 tiri, ma non ho avuto questa sensazione che il portiere del Venezia è stato il migliore in campo. No, infatti perché non c'è stata quella pressione continua, sono arrivati a singhiozzo. Il Napoli c'ha il 34% di percentuale realizzativa, l'Inter, che è scesa moltissimo nelle ultime partite, è scesa proprio tanto, il 35%, l'Atalanta il 41%, la Lazio il 43%, il Milan il 44%, la Roma è crollata il 33%, e si vede anche in classifica, la Juve il 32%. Quindi sono scese molto, e vedi che il Napoli è risalito. Il Napoli è risalito addirittura, anche se Atalanta e Inter hanno una partita in meno, adesso, ed era molto giù in classifica, è la squadra che ha tirato di più, 400 tiri
pensa che la Lazio del maestro Sarri, che continua a dire il calcio esponenziale, ha tirato solo 264 tiri rispetto ai 400 del Napoli. Stanno giocando in contropiede, si vede proprio, anche con la Fiorentina si è visto il primo tempo senza proprio possono raccontare quello che vogliono. Per dirvi, la prima in classifica è l'Inter 393, l'Atalanta 348. Ricordo che hanno una partita in meno, però il Napoli si è rimesso a giocare, ha avuto più fluido, chiaramente vanno contati anche i tiri nel secondo anello di Insigne. Roma 392, Milan 372, Juve 336, la Lazio 264. Delle 7, se esistono sorelle, è tantissimo in meno, no? Hanno tutte 300 tiri, no? Chi più verso i 400 Roma e Inter, chi più i 350 Atalanta, la Juve, no? Il Milan. Il Napoli ha già raggiunto i 400, la Lazio quasi la metà del Napoli. sì. Però ha fatto 49 gol. Però ha fatto 49 gol con molti meno tiri. Ho quella vaga sensazione che il fallo di Giroud non fischiato serva da compensazione con lo Spezia, cioè rispetto a quello che è successo con lo Spezia, parla del Milan, e anche quella sensazione che faranno la stessa cosa con noi contro l'Inter. Spero di sbagliarmi. Non possiamo fare il processo alle intenzioni. Vedi, Valerio, c'è stato un amico bellino che ha scritto un commento, io poi me li leggo, non era d'accordo con me, e si può benissimo non essere d'accordo con me, in realtà poi lo era, e lo ero io con lui, nel senso che chi può dire, se non è esercizio del potere, il fatto che tu hai fatto quelle 3 campagne di acquisti con Sarri? Noi non siamo nessuno, ma è possibile che chi amministra la nostra società, che è molto più bravo di noi, molto più esperto di noi, non lo sapesse che c'era bisogno. Non puoi non capire il primo anno, il secondo forse non c'è bisogno, ma il terzo anno, che sei di nuovo primo in classifica generale di andata, con un solo punto tra l'altro di vantaggio, il 48, ma lui fece 47, beh, puoi non sapere che c'è bisogno di almeno un acquisto, non è che devi comprare Messi, un giocatore da 8 milioni, anche quello è esercizio del potere. Quindi il dialogo interessante nei commenti. Non ero per nulla, secondo me non merita nessun commento. Un amico bellino, dico con simpatia, perché mi è venuto in mente, proprio in base a questa domanda, che ha detto, vedrete, noi vinceremo di 3 punti. Non vale niente questo commento, te lo dico con cuore, perché tu mi devi spiegare, allora, siccome è successo questo, siccome ho notato questo, e poi possiamo fare degli esempi, vinciamo dei 3 punti, allora lì ne possiamo parlare. Ma così è, fate presto. La Napoli è la rosa migliore del campionato. Perché? Io vi ho detto, ci sono 7 pilastri che ti servono per vincere lo scudetto. Non è che li devi avere tutti e 7, ma 5 su 7 sì. Allora tu mi puoi dire, e invece stanno succedendo cose gravi. L'AIA da ieri ha deciso che dopo la partita vengono resi pubblici i referti degli arbitri, come vengono valutati gli arbitri, gli audio del VAR, cosa dirompente. A noi a questo punto sentiamo e diventa più difficile fare un sacco di schifezze. No, non sta succedendo. Ecco, si è dimesso, cosa abbastanza grave, il presidente del Pino, un manager esterno che in 2 anni e mezzo non gli hanno fatto fare niente, viene nominato presidente della Lega la moglie di De Laurentiis. Vedete, cambiato l'equilibrio del potere del mondo del calcio, volete vedere che questa cosa ci fa vincere scudetto. Allora uno non può dire noi vinciamo i 3 punti senza spiegare il perché. Abbiamo fatto una campagna acquisti eccezionale? No. È cambiato il sistema arbitrale? No. È cambiato il potere mediatico? Citato me? No. Che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla. Anzi, la notizia delle dimissioni del presidente, che praticamente dice non si fa niente, non avete proprio intenzione di cambiarlo questo calcio, è abbastanza grave, e vogliono nominare il presidente dell'Atalanta come fu per Galliani, non ti fa ben sperare. Questa cosa qui è un'ipotesi dell'amico Bellino, no? Che io non posso dire mi metto il mignolo sul fuoco sì e no, però non la sappiamo. Certo è che quello era fallo, perché nettissimo, non puoi dire spalla a spalla, il giocatore sta andando a riprendersi la palla, boom, lo butti a terra con la palla che sta là davanti. Che sia compensazione non ci interessa. Vedremo la partita, la analizzeremo con la serietà e la serenità che ci qualche
errore arbitrale, lo vedremo e ce lo prenderemo in saccoccia, perché tanto non si può fare nulla, non possiamo dire vigiliamo, sono cretinate, non cambia nulla. Ha fatto gol Vlahovic. Ma strano, è solo il capocannoniere della Serie A. Come mai? Assist di Dybala, gol di Vlahovic. Perché è forte. Hanno comprato un giocatore forte. Nel che frattempo, ha fame, c'ha solo... intervista da DL dopo la partita. Presidente, possiamo parlare di scudetto? Risposta: per favore, non parliamo di queste cose, siamo felici. Io l'ho sentita la cosa, ovviamente già per un fatto scaramantico, quando c'è il silenzio generale la squadra va meglio. Ho sempre paura quando poi riescono ad intervistarlo e dice delle cose. Non ha detto niente di clamoroso, ha detto questa vittoria ci mantiene secondi ed è giusto così. Ha detto che i giocatori sono gasati, ma non parliamo di scudetto. E allora, se non parliamo di scudetto, non parliamo di scudetto. Non interessa a lui, non ci crede lui, non lo vuole lui. Interessa ai tifosi, ovviamente, ma speriamo di non rovinare degli equilibri. Nel frattempo, Frank Panico ask Guido, as we know, Serie A is completely complicated. Will they let a southern team win the scudetto? Molto difficile, very complicated that una squadra del sud lasciano vincere una squadra del sud lo scudetto. It's happening only 2 times in 1987 and 1989. We have Diego Armando Maradona. 2 times in all time in Serie A. So that's complicated. It's very it's complicated. Not a movie with Alec Guinness, Emily Strips. It's complicated. It's a Serie A. Un Napoli con il 3-5-2 come lo vedrete l'anno prossimo? Valerio, ma perché dobbiamo giocare col modulo degli scarsi delle squadre che non sanno giocare a pallone? Dai. No, vabbè, mi piace io rispondo anche diversamente. Non sappiamo che giocatori avremo, quindi non capisco la richiesta, però possiamo ipotizzare che Spalletti resti e che nella sua idea c'è il 4-2-3-1, c'è il 4-3-3 e il 3-5-2 proprio nelle fasi finali delle partite dove magari sei già in vantaggio, ti vuoi difendere un pochino. Esatto, in alcune fasi per difendere, per avere il doppio laterale come oggi, ma partire con quel modulo e partire proprio sconfitti di chi proprio dice io non aspiro a nulla di più che stare in Serie A, no? Spero di no, sinceramente. Certo, l'Inter ha fatto le sue fortune con il 3-5-2 ho capito, però erano bruttissime le partite, cioè noi non siamo io sono Fabio Versace forever, non sono né risulta triste né gioco triste, no. Io non ho detto no, non succederà, però io ho detto spero di no, perché non mi voglio vedere partite brutte. Lo so, perché Conte gioca così. Le migliori difese conquistano la Champions. Ringrazio Valentino. No, in Europa quello che conta è poi alla fine l'attacco, cioè quel coraggio e quella cattiveria sotto porta. Non a caso perciò gli attaccanti sbagliando costano di più per queste squadre, e non a caso in campionato invece si vinto in un altro modo, no? Quando Don Fabio Capello andò a Real Madrid fece fuori tutta questa idea di Galacticos, lui ha vinto 2 volte, è stato uno dei pochi allenatori che è andato, ha vinto e poi è ritornato e rivinto, addirittura un anno arrivando a pari punti col Barcellona, però si chiamò Cannavaro, il centrocampo forte, quindi i campionati adesso già un po' sta cambiando, conta perché sono 38 partite sulla lunga distanza e le competizioni, soprattutto perché poi tu c'hai la finale, la semifinale, conta segnare. Adesso sarà interessante piuttosto vedere per la prima volta nell'Europa gli andati e ritorni senza la regola del gol che vale doppio fuori casa, che cambierà molto. Un piccolo vantaggio da parte nostra, visto che l'Inter gioca in Coppa Italia. Prima di ricordiamoci che affrontano la Roma in Coppa Italia, quindi speriamo che vadano ai supplementari, anche se sabato saremo comunque più carichi. E beh, ovviamente questo, ragazzi, fa parte del quando, cioè
avere una partita di Anche noi mezzo è abbiamo chiaro che... affrontato la settimana. A me avrebbe fatto piacere giocarmela. Tra l'altro abbiamo visto con chi abbiamo perso, che sta prendendo schiaffi da tutti, la Fiorentina. Ovviamente Quindi non mi ricordate l'eliminazione della Coppa. no, riprendiamo Scusa, la domanda di Valentino. Non era conquistare la Champions nel senso vincere la Champions, credo qualificarsi in Champions. Quindi la risposta, la domanda sulla difesa. Ah, ok, scusa, errore mio, scusa. Scusa, no, allora sì, conta perché parliamo del campionato, ma si può sbagliare. Sì, ma sulla difesa quest'anno non possiamo dire nulla. Poi le partite sfortunate, no, come l'autogol capitano, ma non possiamo dire che una difesa che è la difesa che subisce meno attacchi, meno tiri, meno gol. Intanto è vero che l'hanno analizzato poi con i numeri i nostri amici, è stata una scelta di Spalletti, perché ragazzi c'era un film, cioè c'era un cartone animato, facciamo questo, io che sono vecchio, che si chiama Il Grande Mazinga, no? E c'era Venus Alpha che aveva i missili al posto, diciamo, del cielo, e sparava questi missili all'infinito. In realtà, detto in una nave, in un aereo, in qualunque cosa, i missili a un certo punto finiscono. Allora noi analizziamo il calcio per colpa dei fate presto. Io l'ho sempre visto, chi analizza i miei colleghi, come Venus Alpha. Quest'idea non è così. In economia c'è la legge del minimo mezzo, no? Così si chiama. Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, diciamo. Però il punto è che l'economia, le curve che a scisse ordinate, se tu la sposti più sulla scissa si accorcia le ordinate, tu non puoi avere il massimo dell'offerta e il massimo della domanda, si devi trovare il famoso punto di equilibrio, e questo punto di equilibrio da una parte e dall'altra si chiama trade-off, nel senso che tu non puoi avere un sistema, le cazzate che ci raccontano i politici, perfetto. È una scelta politica se avere un sistema più equo o più efficiente, ma non puoi averlo al 100% efficiente, al 100% equo. È scientificamente, visto che la materia è una barzelletta, è scientificamente impossibile. Ecco, applichiamolo al calcio. Se io cerco di concentrarmi un po' più su una fase, qualcosa pago in termini anche di stanchezza e brillantezza dell'altra fase, decido quell'anno in base ai miei giocatori, in base al campionato che devo fare, in base a che ho visto gli avversari, anche una scelta non politica, una scelta strategica. Spalletti ha fatto questa scelta strategica che io non sono nessuno per dire è sbagliato o non è sbagliato, l'altro sta pagando, parentesi, però chi cacchio sono io per dire sbagliato? Però è una scelta. Ma infatti non è che lui non sa che spingendo di più l'acceleratore faremo qualche gol in più, ma probabilmente ha detto è meglio farli un po' in meno, ma blindare la difesa e vedremo se riusciamo a rosicchiare qualche punto in più, perché lui ha visto l'anno scorso che abbiamo perso delle partite stupide che non dovevamo perdere, per questo coraggio all'arma bianca abbiamo. Però chiudiamo, non è Venus Alpha il calcio, e invece viene analizzato che tanto i missili non finiscono mai, non è così. Anche sì, ma erano un po' più scarsette le due Venus di Koji, cioè invece Grande Mazinga già c'era la Super Lega Z. Voglio salutare Daniele che addirittura, cioè, sta giocando la Juventus e tu sei qui a passare a lasciare il like, sei molto carino, ma nel frattempo, cioè, mi dà questa impressione che state proprio tranquilli e sereni, cioè oramai ha segnato Vlahovic, non ti devi guardare manco la partita e stai qua in live, che cosa meravigliosa. Togliere la regola dei gol fuori casa, quindi col Granata saremmo ai supplementari, grande Gattuso. Ingiustamente. Sì, l'hanno tolta, ma è stato fatto un lavoro diciamo politico, scientifico, anche per cambiare il calcio. Comunque non si può parlare del passato, l'hanno tolta e nessuno ne sta parlando, e invece è importante perché adesso noi vedremo i risultati, no? Perché rischi di vedere i supplementari, oppure rischi di vedere che tu hai preso gol e non ti demoralizzi subito perché è crollato tutto, invece dici no, perché io vinco 2-1, poi lì cambierà molto il fatto della regola. Marietto, ma quindi io mi rendo conto, no? Cioè, perché un'altra generazione, per noi quando non andavamo a scuola era chiaro che sui canali privati a noi giravano tutti i cartoni animati, eccetera, eccetera. Tu ovviamente Mazinga Zega te lo ricordi per i racconti di papà. Questa è una cosa che ci deve far riflettere.
ci deve far riflettere. Che cartoni ti vedi? Voglio sapere che cartoni si vede, Marietta. Angela ti chiede se Kalidou dovesse vincere la Coppa non potrebbe arrivare a Napoli talmente casato che potrebbe fare un girone di ritorno spettacolare? Allora, sulle qualità umane, tecniche e fisiche, chiariamoci di quali non dobbiamo proprio dire nulla. Tra l'altro c'ha una voglia di vincere proprio con questi colori. E la preoccupazione legittima di tutti noi, se effettivamente ci sono delle scorie fisiche, perché l'altra volta le Coppe d'Africa del passato le abbiamo viste sia con i giocatori dei nostri colori, ma non dobbiamo pensare solo a noi stessi, in generale, sono state devastanti, no? Anche Klopp è molto preoccupato, quindi vediamo, a prescindere, perché lui può avere tutto e dici ma com'è? Abbiamo un po' di problemi tecnici, Guido. Vediamo se riusciamo a recuperare. C'è stato un attimo di freeze, vediamo così se riusciamo a riprenderlo. Nel frattempo vi leggo io, perché lo vedo frizzato. Con tutto il bene per Petagna, ma a me continua a non piacere, troppo macchinoso, sembra un palo che si muove. Attenzione Lucio con queste cose dei pali, eccetera eccetera. Intanto il palo che si muove stava lì e mi ha tolto la paura da dosso, perché ha segnato, ha fatto più. Bisogna essere onesti, ragazzi, non è una questione di tutto il bene perché gli vogliamo bene, eccetera eccetera. È entrato bene in campo e ha fatto 2 occasioni, una ha segnato e una ha impegnato il portiere. Non tutti gli altri giocatori con possibilità migliori di lui, anche fisiche e anche tecniche, entrano spesso con questa voglia e questa cosa. Sappiamo i suoi limiti, non le dobbiamo per forza ripetere tutte le volte, specialmente quando ha segnato. Mi sembra un po' ingeneroso. Poi i pali lasciamoli stare, i pali della luce, il palo che si muove, direi di evitare, perché poi comunque c'ha 6 punti Petagna, fino a mo', 6 punti, altrimenti scudetto non ne possiamo parlare. 0-0 sì. Sarà più importante il rientro di K2 o di Anghissà? Entrambi, ragazzi, entrambi, perché bisogna far rifiatare, perché non possiamo sperare che Juan Jesus e Rachmani indovinino tutte le partite per sempre. Con Koulibaly probabilmente anche l'inizio dell'azione si svilupperà un pochino meglio, perché lo sappiamo che ha qualità nell'iniziazione, e quindi magari aumentano anche gli XG. Per quanto riguarda Anghissà, stesso discorso, la fisicità che devi aggiungere, importantissimo. Saranno importanti entrambi. La Coppa d'Africa è molto discreta, senza dubbio, abbiamo sempre questa paura qui. Vediamo se riusciamo a recuperare Guido. Ti eri frizzato. Scusate, sono caduto. Sì, sono caduto. Vediamo, intanto insomma noi non influiamo sul risultato della partita, sportivamente glielo auguriamo un ragazzo d'oro, perché l'altra volta perse proprio la finale, anche l'ultima Coppa d'Africa è arrivata in finale, vinse se non sbaglio l'Algeria. È vero, non vorrei che sono ha sbagliato, perché c'è stato il Cagliari, chi se lo dimentica, di uno dei più grandi calciatori di sempre, Gigi Riva, rombo di tuono, che rifiutò la Juventus e ha vinto lo scudetto col Cagliari. Però è sempre in dubbio se noi dobbiamo considerare il Cagliari, come giusto che sia, quella è Italia insulare, cioè sono le isole Sardegna e Sicilia piuttosto che Meridione, tant'è vero che loro orgogliosamente si considerano così e non Meridione, perché sono le 2 isole più grandi, perché ci sono tante isole in Italia, quindi fa mondo a sé lo scudetto del Cagliari, cioè va considerato come lo scudetto di una delle 2 isole maggiori. Quindi diciamo 2 del Napoli come squadra del Meridione sotto Roma e una del Cagliari come Italia delle isole. Chiusa questa parentesi per correttezza storica. Oltre alla Simone, Petagna è l'unico che tira in porta. Sì, ma infatti, Anello, poi un'opinione anche da Guido. I vari limiti di Petagna li abbiamo sempre analizzati, eccetera, eccetera, però prendercela con lui anche quando segna e comunque impegna il portiere, e in una giornata dove siamo stati poco incisivi, perché non ho ricordato grandi parate del portiere, mi sembra, perché qualcun altro ci diceva. Che cosa non è andato oggi, per dire? Non è andata oggi che troppi giocatori
giocatori, in particolare diciamo Zelinski, no? Hanno rinunciato al tiro. Cioè oggi il Napoli ha fatto quello che non faceva da un po' di tempo, troppi tocchettini, e nessuno che si prendeva la responsabilità dell'ultimo passaggio, del tiro. Ora forse no, ti sei sbloccato. Addirittura abbiamo avuto 2 o 3 volte Zelinski che era dentro la rigore, dai 10-11 metri dentro la rigore, e lo stesso siamo tornati indietro, l'ha ripoggiato. Troppi se tu rivedi la partita, segnati quello che ti sto dicendo, vedi quando ho detto vabbè, te la sei toccata, te la sei aggiustata, perché questo terzo tocco? E quando noi il tiro da fuori con lui e Fabian lo abbiamo, poi c'è stato un tiro di Politano con l'altro piede, che ho visto la tua reaction, effettivamente se faceva gol è un bel gol spettacolare, però un po' ce l'abbiamo, e invece Petagna tira dritto per dritto, non come Insigne. Anche oggi Insigne ha avuto sul suo piede, non è che devi tirare sempre il tiro a giro, esiste il tiro di collo esterno, di piattone. Facevano tanti giocatori che hanno fatto a volte dei gol meravigliosi, anzi a rimorchio nel famoso 2-3 al Torino, tira col piattone sotto l'incrocio dei pali, non è che c'è bisogno per forza del tiro a giro. Però questo è un nostro limite. Alcuni giocatori, e oggi l'abbiamo visto in modo particolare, dove devi arrivare a 1 metro dalla porta finalmente per tirare. Petagna, sì. che non è dotato di Van Basten, però a un certo punto, dritto per dritto, c'ha la palla, anzi ultimamente sta trovando più coraggio, nel senso che attende meno. Oggi mi è piaciuto che quel tiro detto, perché stai un po' entrando nella mentalità che tu non stavi nella Spal, stai nel Napoli e si tira. No, può essere che hanno cercato di gestire le forze. No, l'abbiamo fatto con altre squadre quest'anno. Ho detto che noi abbiamo questa tendenza, l'ho detto quante volte Spalletti, di essere un po' discontinui, andare sotto ritmo, e noi quando giochiamo sotto ritmo siamo pericolosi per noi stessi e non per gli altri. E il nostro difetto principale del Napoli è questo, che quando noi dobbiamo giocare sul ritmo rispetto all'avversario, non abbiamo quella capacità sotto ritmo di essere tanto bravi da addormentare la partita. Anzi, con tutto sommato abbiamo portato, mi sembra, potrei sbagliarmi, controllate oggi, che è il 13° risultato a 0, no? Il clean sheet, no? Come si dice? Quanto è brutto i clean sheet, sì. Su 24 su 24 partite non è sì, scusate la citazione, anche perché dobbiamo divertirci. Credo che sia lenzuolo bianco, no? Sì, e infatti, cioè il lenzuolo pulito è proprio brutto come discorso, perché poi ti fai pipì addosso. E ringrazio Salvatore Iazzetta. Per me che sono cresciuto con Kenny il Guerriero, Mazinger, Daitan 3, Polimar e company. I cartoni che guardano i miei figli non reggono il confronto. Saremo nostalgici noi, Salvatore, ma io ti generazione, ogni generazione è ovvio che per noi, se tu guardi da adulto qualcosa ha un'emozione diversa, no? Oggi ho incontrato, stavo tornando a casa, vi racconto questa cosa perché poi è un amico, non vedevo da tanto tempo, che è juventino ed è un ragazzo d'oro, di una dolcezza, di una bontà, ed è incazzatissimo con la Juve, tra l'altro, perché dice non si fa l'affare Vlahovic, ha detto non è giusto sbilanciare così il campionato, e dice ma guardate, questo è un giocatore forte, ho detto no, lo so che è forte, ma non è un'operazione, contestava tutto questo, e mi ha detto che lui non ha apprezzato molto la mia analisi su È stata la mano di Dio, ma non in quanto juventino, napoletano, in quanto cinematografico, non un grandissimo mio spettatore, molto attento, vede tanto cinema, e ho detto vabbè, perché devi entrare non solo nelle emozioni che uno prova a quell'età e in quella città, ma la devi vedere come la vedo io cinematograficamente, nel senso, da qui a 20 anni, perché lui sei stato severo con Don't Look Up, e quindi mi ricollego, sì, non sono stato severo, da qui a 20 anni quel film che posizione avrà cinematograficamente? Si verrà come in altri film. È stato la mano di Dio, ha tanti difetti come film, però ha questa grandezza di restituirti esattamente quelle emozioni
per chi ha l'età di Paolo Sorrentino, quindi da 48, 51, 52 anni. Ecco, se una persona vede un cartone a 50 anni con i suoi figli, non può avere le stesse emozioni che ha provato quando vedeva l'Uomo Tigre o Candy Candy, Terence, no, per le signorine, le di Oscar, no, perché dobbiamo essere bipartiti. È normale nella vita, perché le emozioni che tu provi a 8, 9, 10, 12 anni sono diverse e a volte tendiamo a dimenticarci. Anche nel calcio, no? Sono diverse rispetto a quella che tu provi a 40, 50 anni. È la fregatura di diventare grandi. Visto che ci siamo, ti chiede Massimo, facendo un parallelismo, a quale attore paragoneresti ADL e Spalletti? Lui fa due nomi, Al Pacino e Denzel Washington. Ma sotto che punto di vista poi li paragoni? Cioè... Non ho capito. Scusa, ADL che tu me la accosti a un genio, Al Pacino di chi? Tra l'altro Denzel Washington, ma Pacino manco quando va in bagno lo puoi paragonare a DL, cioè, stai parlando di uno dei 3 più grandi di sempre, 4 più grandi di sempre. Denzel Washington, che io ho conosciuto, ho detto, vi posso assicurare che ha un carisma, ha una presenza scenica, ti riempie sempre tutto il fotogramma da solo, anche se non fa nulla. Detto Spalletti, sì, è abbastanza vulcanico, più un Spalletti mi ricorda Sam Rockwell, attore bravissimo, solo adesso lo stanno ricordando, ma ADL non saprei associarlo a nessuno, ma manco a Bombolo, per dire. Cioè, ADL, Al Pacino. Però, insomma, va benissimo, cioè io mi prendo... Gli hai fatto un complimento. Cioè. Sì, perché tu ce lo vedi Al Pacino. Scusa Valerio, una versione che è un attore shakespeariano, no? Che invece è uno che dice sempre parolacce. Tant'è vero che gli autogol, come ce lo rappresentano il nostro presidente. Infatti non ho capito. Frank, yes, I was born in Naples and I moved to New York to play my music, to follow my dreams of music. Petagna e Osimhen insieme contro l'Inter, temo che il nigeriano avanti da solo possa soccombere contro i centrali nero-azzurri. E io già con un Mertens vicino a Osimhen, così io me la sono giocata, e poi c'hai Petagna nel secondo tempo. Tu che pensi? Guida. Mi piace questa osservazione. A volte noi abbiamo avuto questa, è vero, mi piace, è un'ottima osservazione, che stiamo, pur producendo molto, siamo stati un po', come possiamo dire, sgombri nell'aria, no? E quindi rischiamo di sprecare molte energie sia nella costruzione sia nel giocatore. L'abbiamo avuto Mertens, è più bravo poi a un certo punto perché ha più classe andarsi a prendersi delle palle come raccordo e diventare in appoggio. Però questo è un pericolo da scongiurare, quello di lasciare il nostro attaccante chi sia troppo solo. Sinceramente la vedo molto difficile, perché non l'abbiamo mai fatto, partire con Petagna e Osimhen insieme tutte e due. Sì. Però l'idea di non lasciare da solo l'attaccante, soprattutto con una difesa forte e fisica come quella dell'Inter, è da scongiurare. Vedremo anche durante la settimana come si allena. Ormai le settimane in preparazione a partite sono per me uno stress incredibile, perché tra contagi, cose eccetera, vedete, la nazionale ci ha fatto un altro regalo, perché povero Lozano, no? Hanno detto, vediamo, insomma, oggi siamo appena a domenica, piano piano come sarà la settimana, però concordo non tanto con la scelta dei giocatori, diceva Spalletti, ma questa è una cosa che abbiamo visto quest'anno e ci è costata anche qualche punticino. Certo, c'è stato un momento, vedi Luca ti dice Insigne fuori dentro Mertens, al momento della sostituzione ci ho avuto questo dubbietto, perché ovviamente togliendo Insigne entra Mertens, poi dopo entra ovviamente anche Elmas per Politano e quindi si stabilisce con Zielinski sulla fascia, però per un attimo ho pensato, vuoi vedere che lo possiamo rivedere tanto erano pochissimi minuti, addirittura un Mertens come vecchio stampo esterno sinistro? Sì, ma tutto sommato oggi i cambi sono stati tardivi, troppo tardivi, cioè è stato imbarazzante che loro hanno fatto 5 cambi, tu ancora non hai cambiato nessuno, e quindi sarebbe stato anche carino vedere Mertens in appoggio Osimhen, perché abbiamo visto che facevano faville, però comunque è stato giusto toglierlo, a parte aveva fatto gol, stava esaltato, c'hai Petagna, non c'è Lozano, non c'è Onas, che a volte sbaglio, e non lo fai giocare, vedi ha fatto anche gol,
ce li dobbiamo salvaguardare, perché quest'anno non possiamo dire che, e non è il primo anno purtroppo, che la sorte per tante cose, tra pali, autogol, infortuni, Covid ci ha baciato, e chi diceva è l'anno buono, quindi semmai gioca ancora con una maschera che è leggera, tutto che avete visto, però insomma, certo avrebbe fatto piacere proprio per vedere anche come loro sono migliorati nei movimenti. Cioè, il gol di Petagna è un gol bellissimo, perché Mertens si è andato a recuperare, appena entrato una palla sul fallo laterale si è preso fallo, un'altra palla l'ha toccata, si è preso un fallaccio incredibile, lo stesso con coraggio si va a recuperare una palla, la passa a Petagna che la porta bene. Petagna sa che Mertens ti fa quel movimento, e l'ha fatto spesso, l'anno scorso Osimhen non lo faceva, che ti porta via l'uomo, lui però non tira, ti dà l'assist, tira troppo a colpo sicuro lì e lui va al rimorchio. Il gol è come si conduce il contropiede, una cosa che mi fa arrabbiare, analizzalo spesso Valerio questa cosa, e quando noi siamo in queste ripartenze, scusate, e non concludi. Non è che tu ogni azione, ogni tiro devi fare gol, però quando stai in superiorità o c'è stato il break o loro hanno fatto un errore delle squadre sulla tre quarti, che è un errore sanguinoso, tu quantomeno al tiro ci devi andare, una squadra di Serie A di alta classifica, cioè tu l'azione la devi concludere, e mi arrabbio quando, e non nominiamo l'innominato, non concludiamo perché ti fermi, poi lì, eccetera. Allora lì abbiamo fatto pure gol, ok, però la cosa importante è che l'azione è stata conclusa bene, si è andati al tiro, i movimenti di attacco sono stati fatti giusti, e sono stati fatti talmente giusti che infatti un giocatore è arrivato anche a rimorchio colui che aveva fatto l'assist. In questo dobbiamo migliorare e vedere ogni tanto Mertens, che è più bravo e generoso in un supporto a Osimhen, per far vedere di quanto può diventare incisivo come grande attaccante, cioè 2 tiri un gol alla Cristiano Ronaldo, no? Oppure 3 tiri un gol, è importante, quindi noi lo vorremmo vedere di più, ma io ti ho detto, temo che vedremo pochi minuti Mertens in campo da qui a fine campionato, e la prima partita ci ho beccato solo 12 più il recupero, ed è un peccato, anche perché sì, fra un po' vedremo. Claudia, è con te, se Sì, potessi sì. non farei mai a meno dei guizzi di Mertens. Guido, vogliamo sognare? Ma sì, sogniamo. Scusa, apro una parentesi. Voi non so se l'avete sentito, perché io sento senza, no? Mertens, che si chiama Osimhen, dice ti stai nervosendo, adesso vai meno in profondità già, e noi abbiamo fatto gol proprio per quei movimenti detto adesso meno in profondità, meno là, e invece fai un gol manovrato col taglio dall'altra parte, il cross, lui dentro l'area piccola, perché si è fatto un gran gol, cioè, non è che lo stiamo sminuendo, ma con un movimento diverso da quello che lui aveva cercato fino a quel momento. E chi gli ha dato quel consiglio? E non sta giocando Mertens dalla partita, che cioè noi stiamo per fare una, scusate il termine, no, non lo voglio dire, una stupidaggine nel non rinnovare col contratto di 1+1 più dirigente a Mertens. Chiusa questa parentesi. Non so se avete sentito dall'audio, però se sentite il commento e non le voci, è stata una perla. E Osimhen, quando è uscito, poi lui ha applaudito il gol di Petagna. Sono cose molto importanti. Sì, quello l'ho visto. Di L'audio squadra. no, Devi avere perché il c'erano campione che troppi... alla fine oggi no, solo un problema di connessione oggi, Guido, che ci accavalliamo per un fatto di connessione. Vogliamo sognare? vai, Ma sì, domanda. sogniamo. I have a dream. Sogno un Napoli che, vista la possibilità, si organizza come il Lipsia, per esempio, e punta sul settore giovanile e tutti i meridionali in squadra. Enzo, sogniamo, ma questo non credo che sia all'orizzonte, anche perché il Lipsia alle spalle a una multinazionale e Napoli no. Questa, diciamo, il fallimento è stato duro da riprendere, e quindi quegli anni comunque c'era il disazzo, il buio, però questo è il 18° anno di De Laurentiis, non il primo. Continuo a dirvi, c'è stato un buon dialogo quando scrivo delle cose, pare che la società ha risposto, torneremo a dialogare, però è chiaro che De Laurentiis non l'ha mai voluto fare. Se noi facessimo una lista dei giocatori napoletani o cresciuti all'ombra del Vesuvio, non dico che faresti uno squadrone, però
faresti una buona squadra, no? Cioè, pensiamo, 2 portieri facili, Sepe e Donnarumma, titolare e vice titolare, li vogliamo buttare? Se vedono i fisci, le cose, quindi te ne prendere uno per uno e tu avresti un buon... Quando il Napoli ha vinto lo scudetto aveva 6-7 giocatori del vivaio, poi non è che tutti erano Ciro Ferrara, però c'era Carannante, Finardi, Celestini, c'era tanta gente quindi è una terra che per tradizione sforna talenti, poi non è che tutti diventano geni, però non si sta facendo, sono il 18° anno. È evidente che non c'è l'interesse, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata. Sognare va bene, cioè nel senso, quello che dice l'amico Bellino implica che ci deve essere un cambio di proprietà, con una proprietà tipo la Red Bull, no? Per chi non lo sapesse, dell'Ipsen, che è una multinazionale che mette i soldi sul bancone e dice no, invece io adesso compro effettivamente i terreni, 8 campi più quello della squadra principale, e a regime però ci deve essere proprio un cambio di mentalità aziendale. Perché poi si investe anche sul territorio oltre che sulla squadra, è chiaro. Faccio rispondere a Massimo che dicevo, ho fatto 2 nomi, ma la mia è una curiosità nel parallelismo fantasioso per capire a quale attore potesse essere paragonato De Laurentiis. E andiamo avanti. Guido, forse me lo sono perso. Abbiamo una stima per la quota Champions, l'abbiamo detto 80, 81, 82. 82 mi sembra veramente tantissimo, però 80-81 è prudenziale. Nel frattempo mi stanno dando anche conferme, sempre 0-0 Senegal-Egitto. Ragazzi, io insomma vorrei anche, non dico che me la vorrei andare a vedere, però cioè, voi tenetemi aggiornato su queste cose qua, non c'è problema. Ho chiesto su Petagna e Osimhen insieme perché noto che le punte di peso giocano spesso poco in ampiezza e di conseguenza poco sfondo sulle fasce. E oggi sì, dovevano arrivare un po' di cross. C'è stata questa idea di mettere, Guido, parlando pure un po' di tattica, di far accentrare molto Insigne, però Mario Rui non andava fino in fondo. Di Lorenzo, sì, la sovrapposizione interna. È vero. Parlando un po' di tattica, abbiamo iniziato un po' come le ultime partite, con Fabian veramente mezzala. Siccome il campo è piccolino e si attaccava da questo lato, tu lo vedevi proprio in alto a destra nel primo tempo. Zelinski lo vedevamo nella posizione e Insigne ha preso questo ruolo, no? Però come hai notato tu c'è stata meno brillante, io non voglio dire svogliatezza, perché oggi il Napoli non è entrato, che infatti non ha perso la partita, però effettivamente puoi dare molto di più. Dobbiamo anche dire che il Venezia per stati ha giocato e abbiamo visto squadre, io temo molto la partita col Cagliari e col Torino, cioè squadre che non ti fanno giocare, che fanno una marea di falli. Oggi ha fatto 12 falli e 11 il Napoli, che per la Serie A il giorno di ritorno è oro, ragazzi, è oro. Dobbiamo analizzarle nel capello le partite, no? Quindi un po' poco brillanti, ma soprattutto perché abbiamo toccato troppo la palla. Nel secondo tempo questo accentramento di Insigne non c'è stato manco più, e non c'è stato manco più il bisogno di vedere la poca verve di Mario Rui, che invece noi siamo stati abituati in questo campionato di vederlo un pendolino sempre lì avanti. È così, ed è venuto meno, secondo me è stato un po' meno brillante nel secondo tempo, lo dobbiamo dire, Fabian Ruiz, che si è andato un po' a spegnere. Sul fatto della sponda, è vero, perché Osimhen cercava la palla in profondità anche di prima, che non sempre gli è andata, e quindi non li aveva lì quando Mertens ha detto guarda che non dobbiamo per forza fare questa cosa, ma possiamo anche fermare la palla e giocarcela di più. E infatti è venuto proprio meno. Con Petagna noi lo facciamo di più, il famoso lavoro di centroboa, no? Di chi alla Luca Toni, dai, per citare un giocatore che è stato un grande, che ha il fisico per reggere botta, per a spalle alla porta, far salire, allargare sulla fascia e poi riandarsene, no? Perché ti arriva il compagno. Noi questo l'abbiamo fatto poco. Petagna è più bravo a farlo,
sia perché è meno tecnico, sia perché è fisico. Forse c'è anche la mentalità di chi accetta di fare un lavoro che è meno, va meno sulle pagine dei giornali, no? Perché quel tipo di giocate, tranne al San Paolo, quelle partite che dovesse presa di applausi, vengono considerati gesti ordinari, invece sono molto importanti. Ed è vero. Possiamo dire che non ha... nessuno gioca bene contro il Venezia, merito anche del Venezia se oggi non siamo stati brillanti. Sicuramente, ragazzi, noi teniamo sempre presente gli avversari, però dice anche Spalletti si è palleggiato troppo e si doveva mettere Osi in grado di sfruttare gli spazi. Cioè, Spalletti, ragazzi, ci dà la possibilità anche di non, quasi per la sua onestà e analisi approfondite, potremmo anche non anticiparle delle cose, lui ce le dice bene. Cioè, Guido, siamo molto meno filosofo di quello che ci aspettavamo. Siamo perfettamente quest'anno, a volte lo abbiamo anticipato schiettosamente noi, poi diciamo come ci legge nel pensiero, per questa volta siamo noi che andiamo in live dopo e non lo stiamo facendo per ruffanaggine, però ragazzi la partita è evidente, tra l'altro lo dice l'allenatore che l'ha preparata, l'ha analizzata, l'ha guidata, l'ha portata a casa, un po' di umiltà, quello è stato oggi il difetto. Ha fatto una partita molto onesta, anche di discreta qualità, poi quella è la qualità della forbice tra le prime, dobbiamo dire soprattutto non fallosa, e questo mi preoccupa per il futuro, perché noi soffriamo invece quando ti fanno molti falli, la partita fisica, essendo una squadra che non è cattivissima sotto porta ma è tecnica, ed è la ragione per cui dice non vinciamo lo scudetto, dici ma come, tu dici che siamo molto tecnici, quello sì, anche a volte belli a vederci, ma il campionato di Serie A vincente che tira dritto per dritto, e quindi noi soffriamo queste situazioni. Comunque vedremo, intanto recuperiamo tutti i giocatori, poi vediamo la formazione. Sì, dico a Sale RM che sì, Tuanzebe soffre ancora di lombalgia, quindi non era stato tra i convocati di questa partita, quindi eravamo veramente strettissimi lì. Massimo ti chiede un ricordo per Di Marzio che tu hai già fatto in una live scorsa, evidentemente Massimo non c'era, possiamo tranquillamente da giovane grandissimo, sono quelle persone che poi hanno rappresentato un'epoca bella del calcio e del calcio in genere, quando era calcio, quando era lo sport, ancora non era calcio industriale, figura finanziario, e anche insomma un'epoca bella del calcio Napoli nel calcio in città, e qui mi fermo perché a me non piace poi a volte l'utilizzo che è stato fatto in determinate trasmissioni di questi grandi vecchi del calcio in Italia. Per esempio, io lo cito come esempio non negativo, di non fare mai paragoni nel calcio del Napoli di Vinicio. Vedete Vinicio, che adesso è diventato anzianotto, lui si è tenuto sempre fuori da queste trasmissioni, non è che non avesse la verve, un nome elegante, la competenza calcistica, il carisma, è una leggenda per il Napoli Vinicio, anche se non ha vinto lo scudetto, ma veramente una leggenda, perché adesso tutti amici, ma insomma poi se vai su YouTube sono più le litigate che si facevano con Di Marzio, ma non per colpa sua, e quindi io da lì mi tengo fuori, detto no. Però sono quelle persone che secondo me si dovevano tirare fuori a queste trasmissioni proprio perché avevano vissuto un altro calcio che pure nelle scorrettezze, perché no, non c'erano, vedete quante volte racconta Bruscotti, Pestoni, però pure nelle scorrettezze c'era una lealtà e c'era un limite, no? Anche negli spazi. Il calcio che stiamo vivendo adesso è un calcio che non ha limiti di moralità sugli spalti, nel campo, fuori del campo, nelle trasmissioni, che non mi piace sinceramente, anche come esempio che diamo a Leo, Leonardo, a Mario, a tutti gli amici bellini giovani, non piccoli, perché loro sono giovani, siamo noi vecchi. Quindi secondo me solo un bel ricordo, punto. Non mi piace l'ipocrisia di chi poi è amico e invece rompeva l'anima, questo è per dire. Sì. Guido, perché Barcellona rispetto alle altre società europee mette clausole astronomiche ai propri giocatori? Pedri 1 miliardo. Allora ti anticipo un attimo e poi ti lascio finire. In Spagna è obbligatoria mettere la clausola così, poi magari
quando tu ci credi veramente la spari altissima, e vuol dire che scoraggi completamente come si dice, le società evidentemente avversarie. Tu come la leggi quando sono poi impossibili queste? Beh, loro li hanno sempre messe determinate clausole del Barcellona, perché al contrario dei Laurentiis erano clausole di invendibilità, nel senso, infatti poi Messi è andato via a scadenza, erano clausole talmente alte, infatti non è partito mai nessuno, che dice tanto mai nessuno succederà. Dice Neymar fu un colpo per loro, perché era una clausola mostruosa quella di Neymar, no? E gli hanno dato uno stipendio mostruoso, perché quella è un'operazione geopolitica, quella del presidente del PSG. Però diciamo loro, se tu sei libero di mettere quello che cavolo vuoi, e sono totalmente spropositate, eccetera. De Laurentiis, una cosa che non ha mai capito i colleghi, ha sempre messo delle clausole scientifiche. Le clausole che ha messo De Laurentiis, Laurentiis è uno che sa fare imprese, ragazzi, non ha, ecco perché mi cacchio che poi dici le parolacce che ti devono rappresentare come una macchietta di autogol. Li ha messi sempre in modo tale che chiaramente lui voleva venderli, se li vendeva lui praticamente con quel calcolo si era ripagato tutto, anche la clausola su Sarri, no? Cioè praticamente poi Sarri con quella clausola lui si è ripagato tutti gli stipendi rivalutati che gli ha dato a Sarri. Il problema delle clausole di Laurentiis, che sono clausole basse per vendere, cioè, che poi non erano proprio, di solito se tu metti un certo tipo di clausola, lo stipendio, quindi il valore di quel giocatore, deve essere proporzionato a quella clausola, nel senso una clausola di 250 milioni a Osimhen, non gli posso dare più 5 milioni, teoricamente gli dovrei dare 25 milioni come Neymar, no? Che perciò ne prendo là. E quindi se voi andate a fare i calcoli, cioè lui le clausole che ha messo il Napoli sono clausole, dico, io lo voglio vendere, però non voglio andare a trattative né con la società né con i procuratori, tranne che non è la Juventus che gli faccio lo sconto metà e metà, chiusa parentesi. Però sono clausole, ho detto, non ci sarà mai nessuno che mi paga tutto sommato Lavezzi tanto, però se non me dovesse pagare, io praticamente mi sono ripagato il cartellino e tutti gli stipendi di Lavezzi. Mi sono ripagato il 39 Higuain, 39 perché Higuain non prendeva 9 milioni e mezzo di stipendio con una clausola di 93 milioni. Clausola non solo il costo del cartellino di Higuain, ma lo stipendio netto. Quindi il Barcellona le mette enormi perché non devono essere venduti e adesso ne metti ancora più alte perché dopo Neymar è arrivata invece una società che ti ha messo una cifra mostruosa. Ha detto voglio vedere se a questo punto mi mettono 1 miliardo, quindi li mette perché non li devono vendere, quindi per legge la devo mettere e quindi devo mettere una cifra, ma a questo punto metto 1 miliardo. Il Napoli le mette per venderli perché infatti sono sempre partiti con le clausole i giocatori, magari dice ma se arriva ed è meglio a questo punto che le mette perché almeno sono una garanzia. Era meglio che metteva, mi sembra che Zelinski prima c'era una clausola di 100 milioni, ma non so se è stata abbassata. Non se ne è parlato più così, di quella clausola. No, questa era una voce, io non ve la posso dare per certa, è sempre stata girata questa voce, mi pareva un po' assai una clausola che poi avrebbe curatore detto non a meno 10 milioni ma 6 milioni più bonus facilmente raggiungibili li devi dare se c'è una clausola di 100 milioni. È chiaro. Osimhen che indica lo stemma del Napoli quando esulta, io nella reaction subito ho detto evita di fare queste cose, non ci impressionano più, non ci cambia nulla, esultiamo uguale se tu fai così o se non lo fai, perché tanto poi si ricollega alla domanda di Frank che dice Belotti al Napoli, Victor e Ruiz al Newcastle. Cioè se succede ragazzi succede, cioè se Victor esplode ciao, stiamo pronti a salutarlo, che lui fa così o che non fa così è uguale. Guido questi stemma l'abbiamo visto, abbiamo due cose da dire, per questo sarò cattivello. La prima tranne Lavezzi che fu quasi obbligato a rimanere, i nostri attaccanti più di 2 stagioni e mezzo, 3 non rimangono, quindi non ci mettiamo il pensiero, no? Vado pessimista, Valerio.
Cavani, Higuain, Milik, quelli su Quagliarella è stato anche per altre ragioni, purtroppo per lui, un delinquente che lo stalkerava, cioè. Quindi noi con De Laurentiis gli attaccanti non rimangono non 5, 6, 7 anni. Lui è stato Mertens, e lì, parentesi, l'assessore allo sport potrebbe anche evitare certe dichiarazioni. Peccato che non abbiamo più Borriello. Che gliela diano sinceramente Valerio o non gliela diano questa cittadinanza onoraria, ormai Mertens è andato al di là di tutto, è leggenda a Napoli, quindi francamente rimango un anno in più, un anno in meno, raggiunga, è una mia soddisfazione statistica questi 150 gol, ormai Valerio cambia veramente poco, sono aggiunte, no? Per dire. Gli altri giocatori c'è tempo per dimostrare questo valore di Bacostema, c'è tempo, è troppo presto per dire. E poi tante cose, penso a un giocatore che continua sotto traccia come Hill, certe cose poi non è il bacio allo stemma, sono come ti muovi in città. C'è tempo, cioè non ci facciamo poi qui, perché sennò poi le delusioni sono brutte, no? Vedi Vlahovic, la Fiorentina, non ci facciamo infinocchiare, sono ragazzi, sono professionisti, alcuni di questi tra l'altro non sono italiani, manco europei, che per quale ragione, che non è un difetto, non è una notazione classista, razzista, no? Per dire, cioè, noi a volte abbiamo quest'idea che tu subito il Napoli, l'amore, poi a dire no, una bella città, provate voi che andate a vivere per 2 anni in un'altra città, ci sono trovato bene, com'è che vale per tutti questa cosa, quindi calma, godiamoci il percorso, ha fatto un gran gol oggi, è andato, sembra che si sia aggrappato sulle spalle, invece no, è saltato da solo due spalle. Era anche difficile perché l'ha incrociato dall'altro palo all'angolino. Non è una domanda, ma un complimento per 2 persone eccelse. No, troppo buono. Grazie. Grazie. Ragazzi, dobbiamo imparare l'arte non della pazienza, perché è il mio peggior difetto, ma della goduria dei momenti per momenti. Noi siamo stati educati purtroppo la mia categoria a questo cacchio di scudetto. Sono, non dico 18 anni perché stavamo in Serie C, di un miraggio, e poi uno a fine stagione ci rimane male, anzi, non so, delle stagioni dove tu avevi accumulato 20 punti e lasci la stagione, io sto già pensando all'anno prossimo, perché non ti vedi le ultime 10 partite? Di essere tifosi, e tifosi anche durante l'estate, durante le cose, scudetto, ha baciato la maglia, godiamoci, oggi godiamoci questa partita, vedete, pur non eccelsa, godiamoci il gesto bello, l'applauso, il gol, la scivolata, la munizione ingiusta alla Botta. Dobbiamo dirla che quella munizione assurda veramente. Qua ci riportano a Higuain Cavani secco. Solo va rapido, perché a volte mi riprovano che sono Cavani di testa e Higuain di tecnica. Più rapido così non posso. Perfetto. Angela ci chiede, questa è una domanda molto interessante, il Napoli oggi ha cominciato con un 4-3 e poi in corso d'opera è cambiato. Io veramente la vorrei rivedere, perché Guido ti diceva di Fabian in zona mezzala eccetera eccetera, io continuo a vedere il 4-4-2 in fase difensiva, cioè con Zielinski vicino a Osimhen, e quindi il 4-4-2 in fase difensiva per me è la naturale evoluzione del 4-2-3-1, quindi con la mezza punta che avanza un pochino. Però stiamo vedendo questa cosa, questa sarebbe una di quelle domande belle che spero che abbiano fatto a Spalletti, perché Lobotka si abbassa di più e Fabian va in verticale con lui, cosa che è prevista anche nel 4-2-3-1 e che ovviamente, essendoci Fabian e Zielinski più avanti, assomiglia di più a un 4-3-3. Guido? Allora, 2 cose. La prima, che ho visto tante partite allo stadio ed era molto per me più, oltre che più naturale, più facile, perché allo stadio se sei veramente bravo e onesto vedi come si muovono le squadre. Io ero un bambino all'epoca, Valerio, ma mi accorsi che c'era qualcosa che non andava nel Milan di Sacchi, quando ancora non lo consideravamo, perché allo stadio sembravano 20 le altre squadre in 10, qualcosa che non andava, nel senso che c'era qualcosa di nuovo e di rivoluzionario. La partita di oggi è una partita dove siamo molto penalizzati guardando in TV, perché essendo uno stadio piccolino e basso,
hai proprio una visuale, anche se la TV teoricamente oggi ti può offrire situazioni, dettagli, inquadrature inimmaginabili, però è diversa che le inquadrature in uno stadio grande come San Siro e San Paolo, quindi qualche sbavatura potremmo pure farla io, Valerio no, bravo, però l'impressione è stata nel primo quarto d'ora quella, e lo vedevi nei movimenti di alcuni giocatori. Poi il Napoli è abbastanza cangiante, tranne in alcuni momenti rari non passa mai il 3-5-2. Questa cosa che spesso poi difende 4-4-2 o 4-4-1-1 a volte, dipende dalla presenza o meno di Mertens, c'è, perché adesso chi qualche volta sta facendo il vice Mertens, o meglio il Mertens che non c'è nella fase difensiva o a volte nel pressing alto, è Zelinski. Tu hai visto varie volte Zelinski essere il giocatore più avanzato quasi della nostra punta o poi quasi a ridosso, quindi è vero quello che dici tu di questa differenza tra la fase di attacco e la fase di non possesso, però la dobbiamo rivedere, ma dobbiamo rivedere per questo motivo, diciamo, tecnologico, che non è stata facilissima da inquadrare, proprio perché sono due stadi che mi rendono difficile la valutazione quando non sono bene. Sono Marassi in Serie A, è scomodissimo le riprese televisive, proprio per dove sono messe le telecamere, e quello di oggi, penso, di Venezia. Intanto ci comunicano che in Camerun si va ai supplementari e quindi si deve ancora aspettare per sapere se Koulibaly ci porterà. L'ho fatta la battuta, Guido, mi sono permesso anche di anticipare o di spoilerare quelle che sono le nostre cose private. Koulibaly torna con la coppa e la espone al museo insieme a tutte le statue. Come dobbiamo poi fare? Io sono quei tifosi che entravano e dicevano: ma questo gentile ladro di sogni, siamo arrivati possiamo dire ormai quasi al 7 di febbraio, viene sempre nominato questo museo. Ma noi, sai, Valerio, snobbiamo le coppette, no? Come i colleghi, no? È perché in realtà siamo dei gran signori, che se no non sapremo dove metterle. Allora ho detto, siccome non abbiamo il museo, è meglio non vincere una coppia in più. Coprire gli esterni dell'Inter con Elmas e Zielinski laterali non succederà, ma sarebbe anche il modo per mettere Driss dietro Victor. Penso interessante. Zielinski, penso mai, tranne se non laterale alto, come ha giocato un periodo, soprattutto quando c'erano degli infortuni, ma andiamo dietro nel tempo. Non sta giocando più esterno alto di sinistra come Insigne. C'è stato un periodo che Insigne non c'era, lo adottammo per dire. Elmas sì, lo può fare, e tra l'altro oggi l'ho visto, Elmas sta mettendo altri chili nelle inquadrature, cioè sta diventando un giocatore molto strutturato fisicamente. Fra qualche anno diventerà proprio difficile nell'uno contro uno affrontarlo, se mantiene questa velocità, questa tecnica, cioè significa che sta lavorando in settimana sul suo fisico, diciamo, esatto, fisicamente, come ha fatto Fabio. Una, diciamo, annotazione a margine, Valerio, diciamo. Zelinski no, perché Zelinski, come ci piace a noi, anche lo piace, cioè, Spalletti lo vede dentro il campo per gli strappi, cioè lo sacrifica, cioè lì a questo punto lo vediamo come copertura, però poi perdiamo la sua qualità offensiva, e poi comunque ce li abbiamo, no? Ho detto, noi non abbiamo il problema adesso a sinistra, abbiamo il problema che abbiamo Lozano infortunato, cioè come hai detto bene tu, Politano, poi il cambio ci sta perché quello teniamo, hai detto. Sì, infatti. E poi per aggiungere a quello che ben dicevi, è proprio Insigne è perfetto in questo caso, nel senso che lui ce l'ha la tendenza ad aiutare la difesa. Sì. Lo stiamo perdendo un pochino in fase propositiva, ma se vuoi bloccare, lui quello lo fa. Io spero che noi non perdiamo di testa Insigne. Io non ho nulla contro Lorenzo Insigne perché è un serissimo professionista, però è chiaro che lui non è umorale come giocatori di pallavolo del Brasile, perché quindi quando si esaltano erano tremendi, non li prendevi più e prendevi delle imbarcate quando si deprimevano là. È umorale solo nella depressione, però da un punto di vista dell'impegno, tutte quelle cose che gli abbiamo detto, sempre gli ho riconosciuto il massimo. Io non vorrei che si deprimesse, cioè che adesso scattasse dentro di lui comunque
è finita, sì, -1, -2, cioè -3, no? E venisse meno... Sono anche le caratteristiche tecniche ce l'ha, non è che diventa di colpo un brocco, no? Vediamo, lui è piccolino, però tatticamente nella fase di copertura è bravissimo, aiuta, si sacrifica, copre le linee di passaggio, copre nel raddoppio difensivo, quando oggi è venuto meno davanti, però l'ho visto, vediamo la prossima partita, l'ho visto veramente un po' assente di testa. No, attenzione, non sto dicendo triste, svogliato, vattene... triste. Sì, triste, bravo, triste. E non vorrei che poi chi strumentalizza queste cose, vattene, no. È che non vorrei proprio che sta scattando dentro di lui proprio la consapevolezza, e quindi invece lui deve vivere queste partite, come consiglio io, come noi tutte come se fosse una gioia, manco più di cellule, come una gioia infinita. Spero che, perché essendo un giocatore umorale in quel punto, se va in tristezza lo perdiamo, e noi non possiamo prenderci il lusso, scusate, di perdere nessun giocatore perché la lotta oggi, la sconfitta dell'Atalanta la rimette in gioco, ragazzi. Nel frattempo ci tengono Milan aggiornati con la partita del Senegal, da un gran bel colpo di testa difensivo di KK, occasione del Senegal e parata, credo, perché mi scrivono il portiere egiziano sta facendo cose mirabolanti. E rimanendo in tema di africani, una cosa che mi piace di Osimhen, ci dice Chris, è quando dà direttive alle ali per il pressing. Sarebbe fondamentale per gli anni futuri avere un attaccante comandante che comanda l'attacco, così come KK la difesa. È un po' diverso, perché in attacco tu devi avere non è tanto il comandare, i movimenti d'attacco, sono due fasi molto diverse. Tra l'altro poi la difesa c'ha anche il portiere che noi non consideriamo mai quanto invece è importante nelle direttive, negli urli, nel tenere le distanze con i suoi giocatori. Anche per questo gioca oggi, tutti sono stupiti che ha giocato Spina. Non ho visto nulla, quindi non so quanti 5 gli avranno messi, perché l'attaccante è fondamentale in questo. Io non ho mai visto Insigne così forte negli anni dove giocò col Foggia e soprattutto col Pescara, perché ha avuto il più grande maestro assoluto che abbiamo avuto in Italia nel calcio offensivo, che è Zeman, e perché giocava con spensieratezza. Poi ed era veramente forte, ragazzi. Insigne, cioè, Insigne così forte non l'abbiamo mai avuto. Forte e bello a vedersi, è anche più giovane, e quelle cose gli sono rimaste, e ogni tanto ne abbiamo percezione. Si è un po' immusolito, però, e quindi a lui gli è rimasta quella scuola zemaniana, e poi la completò Benitez con la fase difensiva. Però in attacco tu devi avere 3 cose: talento, fame alla Cavani, alla Vlahovic, e poi devi avere un maestro, perché poi comunque ti devi saper muovere in campo. Quindi non è il comandare, ma serve per muovere. E tu pensi, nella storia abbiamo avuto un maestro che non aveva né tattica né tecnica né nulla, ma aveva fame e si sapeva muovere con i tempi giusti. Inzaghi, Pippo non si muove. Mamma mia. Non so. C'è uno che ha segnato gol in tutte le finali di tutte le competizioni europee, non arrivi per caso, no? Quindi sono i movimenti, poi... infatti si dice, i movimenti d'attacco sono diversi, perché poi i movimenti d'attacco sono, pensateci, sono i movimenti a smarcarti o a smarcare un compagno. I movimenti di difesa sono i movimenti a coordinare e tenere la linea o a difendere la porta, quindi sono esattamente l'opposto. Sì. E poi, vabbè, Semmai ci dice possiamo si deve... prenderla come carisma. Come carisma, sì, nel senso che tu senti che hai quella alone, no? La squadra ti segue, ma non perché tu sei in cui ti muovi, tu sei Cavani della situazione. Cavani ti faceva entrare era modesta quella squadra, però il Matador, ragazzi, cioè, tu entravi
e dici vabbè, tanto c'ho Cavani, mi sento quella Si parte coperta da di 1-0, Linus. era quella, si Sì, partiva non da è una 1-0. frase fatica, è la coperta di Linus. È vero. Per quanto riguarda il nervosismo di Osimhen, io credo che ci stia cominciando a lavorare. Ho visto, capito, dopo una sbracciata, il fatto che sia andato vicino al difensore a sincerarsi invece di fare insomma a muina, se mi concedete il termine, con l'arbitro. No, E come secondo me sempre hai visto bene. quando fa quelle cose che chiama il comandare che diceva Chris, secondo me è anche quasi una richiesta: ragazzi, io ho tutta questa energia, perché non seguite anche, perché nel primo pressing, capito, lui a volte rimane da solo, molto spesso rimane da solo anche se recupera palla perché è troppo più veloce degli altri. Allora vorrebbe probabilmente dai compagni lo stesso tipo di attacco, ma lui ce la fa e potrà farcela fino al 95esimo, gli altri devono gestirsi, almeno così sembra. E passando al centrocampo, allora, hai visto quanto bene, sta diventando solido Lobotka? Senza il finale hai che visto oramai ce bene, l'abbiamo infatti sempre. secondo me spreca energia. Secondo me sprecava e spreca troppe energie psicofisiche quando protesta, si sbraccia. Hai visto bene il gesto sportivo, comunque quanto è nobile, ma a parte il gesto sportivo è stato meno incazzuto con se stesso, diciamo, Osimhen, spreca energia. Hai visto bene che chiamava la squadra a salire per Simartio e dici benissimo quando calmo, amico mio, tu c'hai questa energia da vendere, se leve infinite e che recuperi il passo. Chi ce la fa? Non tutti, io devo anche valutare i miei 11 chilometri. Dici, beh, sullo bot, mamma mia, ma oggi ha sbagliato quei 2 passaggi, tutti visti, tutti noi, amiche bellini, amici bellini, mi è sembrato di vedermici tutti noi che ci guardavamo, perché è una novità, detto, però subito ci ha compensato con quello stop maradoniano, veramente. Sta diventando solido per una cosa. Se si va a prendere tutte le palle anche quando è marcato, anche quando ce n'è a 2 e la vuole giocare, quello che è mancato in questi anni a volte in quell'uomo, e se tu vuoi fare i salti di qualità devi avere cioè Pirlo, Pizzarro, i vari giocatori, non è che dici passamelo solo quando c'ho 2 metri di campo libero, no, quindi sta diventando un giocatore importante. Mi ricordo più di un collega che dopo la prima partita buona, ma è stato un fuoco di paglia, tornerà mediocre. Poi siamo noi qui sul Valerio, il male. Io non sto dicendo che dovremmo comprare Leao, però sposo quello che sta dicendo Paolo Del Genio in questi giorni, perché poi io non mi approprio di idee che non sono mie, l'ho ascoltato e condivido. Un giocatore alla Leao, cioè con quelle caratteristiche, a cui piace partire da sinistra nel momento in cui uno deve sognare il sostituto di Insigne, mettere un giocatore, ecco, per esempio, immagina Leao a sinistra al posto di Insigne adesso, non perché stiamo facendo il paragone con Insigne, ma per sfruttare anche la velocità di Osimhen. Un Leao che ha più tecnica e che fisicamente comunque ci sta, glielo affianchi ad Osimhen, ciao, cioè là diventi veramente importante e pericolosissimo là davanti. E nel frattempo ci dicono gol di Zaccaria, quindi segna Vlahovic e Zaccaria, e ci dicono anche che il Verona stava giocando bene. Io stendo un tappetino dello yoga pietoso, Guido, perché come si fa? Come si può fare? Sembra scritto. Sono 6 punti in più rispetto al girone d'andata la Juve, è tanta roba, ragazzi. Rendetevi conto che, segnatevi questo dato che sto dicendo, 6 punti in più al girone là, in poche partite, in 5 partite, manco 6, tanta roba. Cioè questo Allegri è pericoloso, ma Allegri ha capito che con quei giocatori non ce la faceva a fare il giro di ritorno che gli serve per andare in Champions, e la società ha detto anticipiamo, raddoppiamo la spesa prevista dall'aumento di capitale, triplichiamola, e adesso è dura perché te la devi giocare con Atalanta e Juve, però insomma la Juve ci la fanno andare, ci va, però con l'Atalanta hai perso in casa, quindi devi andare a vincere a Bergamo. Lì significherebbe un +6 per il Napoli, nel senso che gli togli quei 3 dell'Atalanta dell'andata e ti riprendi. Vedi, ascoltate bene quello che vi dice Guido.
vincere con l'Atalanta adesso. Io poi vabbè l'ho detto, Guido, prima che non è che succedesse è automatico, non è che è automatico, ho detto certo, ragazzi, certo. No, te lo faccio spiegare bene. Io quando vedo il mercato della Juve, io dico ragazzi, loro sono in Champions, ci sono entrati, eccetera, eccetera. E il Napoli deve lottare con l'Atalanta punto a punto, perché ritengo che il Milan non sia così scarso come ce lo vogliono dire. Il Milan batte l'Inter e ce lo conferma. Perché ce lo conferma e stanno facendo il campionato del Napoli, perché anche a livello di punti siamo là, anche loro tanti infortuni hanno dovuto fare di necessità virtù. Il Napoli deve guardare l'Atalanta in faccia e sfidarla, come ci disse Guido, sfidare punto a punto la Juventus, se si deve fare punto a punto. Guido, noi esultiamo per la sconfitta, perché sportivamente per la sconfitta dell'Atalanta oggi con il Cagliari. Spiega bene che cosa significa lo scontro diretto. Sportivamente, attenzione, nel senso che sono come per loro tutti hanno voluto per i punti buttati sia con Empoli che con Spezia, non te li prendi più, sono effettivamente quelle, anche perché tu quelle partite che poi non recuperi più, se tu calcoli quei famosi che delle 13 non sorelle non puoi perdere più di 2 pareggi, una sconfitta, la partita storta, e tu hai fatto 2 sconfitte, quindi sei andato oltre, quindi noi siamo andati malucci con le 7 sorelle, 6, perché ti devi togliere te stessa, devi fare 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, e detto noi siamo andati sotto questa media nel girone andata, della media Guido. Nel girone di ritorno la valutazione è tra andata e ritorno, e tutte le squadre hanno poco meno, tranne la Juve che è più 6, quindi è vero, la Juve ha fatto 34, ma più 6 significa che sta andando un girone di 40. Quindi speri solo 40, perché se poi comincia a fare, più va avanti la Juve e più ti costringi a dover fare 40-41 punti, perché tu ne hai fatti 39, quindi più 5 rispetto alla Juve, 39, no? Però 2 te ne sei già tolti, quindi sono meno 3 rispetto alla Juve. Con l'Atalanta stai punto a punto, hai perso in casa, quindi nello scontro diretto al ritorno, se tu vinci, intanto ti sei azzerato la sconfitta non è più un terzo girone, e a questo punto diventa, come diceva lei, i famosi 6 punti, perché non fai scappare loro che vanno 3 punti avanti, scappi tu e te vai 3 punti. Sono il famoso scontro diretto che pesa veramente 6 punti e che azzera nel confronto andata e ritorno, e peserà tantissimo, cioè quello scontro pesa veramente mezza qualificazione, altro che l'Inter scusate, mezza qualificazione, perché adesso l'Atalanta con questi risultati scadenti nelle ultime partite, però l'Atalanta è una che può mettere il turbo, e deve recuperare ancora la partita, però l'Atalanta ha fatto questi 2 pareggi, però il pareggio con la Lazio all'Olimpico e con l'Inter ci possono stare, e tra l'altro con la Lazio era fortemente rimaneggiata. Non c'era nessuno in campo. Però vedete, dopo 2 pareggi, fare una sconfitta, 2 pareggi che ci possono stare con le squadre così forti, però sono sempre 2 punti, 4 punti in meno, come se tu avessi perso una partita. Perdere la partita in casa, e vedete come pesa. È successo a noi che abbiamo fatto tantissimi punti nelle prime 11, però poi negli ultimi 4 partite abbiamo fatto sconfitta, vittoria, sconfitta. E non te li riprendi più, quei punti. Quindi cominciamo a vedere, altro che il campionato è lungo, il campionato ormai mancano 14 giornate, per alcuni 15, hai veramente poche partite da poter sbagliare, e alcune, e chiudo, sai che non le puoi proprio sbagliare, cioè delle poche partite che puoi sbagliare, alcune devi proprio essere bravo che non ti puoi permettere di sbagliarle, perché lì non c'è domani, non hai il tempo per recuperare quei punti, che vale per noi e vale per loro. È chiaro, certo. Ovviamente ci ricordano la prossima Atalanta-Juventus, senza dubbio. No, non me lo ricordavo, è bello per noi. E quindi qui possiamo ritornare al discorso dello sperare in un X che non faccia muovere. Io ti ho detto, non sono preoccupato della partita con l'Inter, ve lo ripeto molto, quindi me la godrò. La cosa importante, e invece ci è costata tanto negli anni, è il come si sviluppa la partita dell'Inter, e lì il buono, il brutto e il cattivo, ho molto paura,
perché se voi ci andate a vedere le ultime 3 partite, soprattutto a San Siro, anche, ci è costata una marea di espulsioni, polemiche, rigori, tossine, eccetera. E lì poi c'è stato sempre il crollo dopo la sconfitta a Milano. Partivamo per favoriti, se Zelinski avesse segnato con Ancelotti, se il palo di Petagna, però poi boom. Quindi sento questa euforia dello scudetto, ho detto a me interessa quella partita, limitare i danni, se c'è un pareggio e va festeggiato perché è un mattoncino per la corsa Champions e tu rimani lì in zona eventuale scudetto, ma chiaramente il Milan ha la possibilità di andare avanti la prossima con lo scontro della Juve con l'Atalanta, però la cosa importante lì non è uscire con le ossa rotte. Noi abbiamo perso giocatori anche questa partita con l'Inter, abbiamo perso Osimhen per quasi 3 mesi. Caspita. Non c'è costato solo i 3 punti, abbiamo perso subito Koulibaly, Fabian infortunato. Quanto c'è costato? L'infortunio di Fabian ci è costato sicuramente almeno una delle 2 partite tra Spezia e Empoli. Quindi calmi, molto calmi. Al netto di tutti i problemi e le assenze che abbiamo avuto, siamo rimasti lì dove speravamo di restare. E direi abbiamo proprio meno sì. punti di quanto meritassimo. Questo pure... sia sul campo che gli errori, arbitri, non dobbiamo chiedere niente a nessuno, non dobbiamo ringraziare nessuno. Conti altri che caffè sospesi, cioè, amico mio, abbiamo conti sospeso con la fortuna, abbiamo la classifica che meritiamo, ma avanziamo dalla sorte, dai punti, e quindi dobbiamo essere solo contenti. Sì, siccome non si fa con i 6, ma avremmo, se avessimo 3 punti più, quelli abbiamo, però sicuramente non abbiamo punti in più, non abbiamo rubato, tra virgolette, partite, così là. Abbiamo delle partite, abbiamo sofferte, ma sta nel calcio, non è che puoi stravincere come tu, asfaltare. Ascolta, Alessandro, che ringrazio tantissimo. Zaccaria alla destra e la sta pure vincendo Allegri. Non la stiamo vedendo, quindi esatto, non posso commentarti la posizione. Zaccaria è un mediano, insomma, è un centrocampista che può giocare mezzala, può giocare centrale. Io quelle poche volte che l'ho visto con la Svizzera non me lo ricordavo con Leador, ma dobbiamo segnarci anche questo, perché poi quando tutto deve andare. Il Selegan ha fatto 14 tiri a porta, il portiere egiziano alla Zoff. C'è sia Mario che Tore che stanno seguendo, che stanno in ansia per la finale. Non pensavo, ma Valerio il crack me lo diceva, non che una persona fa testo e fa campione statistico, però non bisogna manco, diciamo, aspettare gli anni, fra qualche anno ci diranno ma così. Tu hai preso il capocannoniere della stagione in alto, un giocatore giovanissimo, di attaccanti giovani ce ne sono pochi in Europa, per dire, che c'ha una fame che mi ricorda Battistuta e lo stai prendendo gratis questi ultimi mesi. Ragazzi, non mi dite se questa è una cosa che sbilancia totalmente il campionato, perché non è che dici sì, è un'operazione di 60 milioni più bonus facilmente raggiungibili, pagabili in molte rate, però intanto il gol che fa oggi è un gol, è come se io chiamo i Rolling Stone a venire a suonare a un mio concerto, non li pago, come siamo tutti bravi a invitare i Rolling Stone, chi non vorrebbe i Rolling Stone a suonare al suo compleanno, al suo matrimonio, però li devi pagare, no? E chi se li può permettere? Pochissime persone, e devono pure dire aspetta, ho 3.000 richieste, a te non posso dire, anche se mi dai 1 milione al minuto non vengo, no? E questo è il parallelismo, non la metafora. Così siamo tutti bravi, io mi prendo Messi, viene 5 Messi a Napoli, Messi, andiamo in Champions League, vinciamo scudetto, poi lo paghi a babbo morto. No, ma si paga con le magliette, si paga da solo. Sì, perché poi ho sentito colleghi che dice no, ma vedete, ma sai che risate se fallisce, ma non è detto, no, ma innanzitutto non si tifa mai contro nella vita, è una cosa proprio poco elegante e non sportiva, ma di nuovo, qual è la regione tattica, tecnica, umana di uno che fino a 2 giorni fa faceva cacchio di gol e in un secondo va in una squadra più forte, più potente, si dimentica come si gioca a palla? Ma perché noi dobbiamo educare non Leonardo e Mario, che sono bravissimi, che potrebbero insegnare loro a qualcuno, diciamo, là, ma perché però ci sono dei tifosi che si fanno un po' prendere dall'entusiasmo, ma per quale ragione?
Cioè questo va in un'altra squadra che è più forte e dopo un giorno dimentica come si gioca a pallone. Dai. No, vabbè, ma poi molti dicevano quel fatto, però la palla gli deve arrivare, non gli arriva. Quelli proprio questo gioco fanno questa pallata così, quindi ancora meglio per lui, più palle a disposizione. Allora, Sì, voglio però ringraziare... capito Valerio? Non danno mai la spiegazione. Sì. Cioè lanciano... No, è verissimo, è una giustissima considerazione. Voglio ringraziare Alessandro, ci arrivo subito. Voglio dire a Marietto, non ti passo il link perché stiamo un pochino di lag tra me e Guido, siamo un pochino congestionati a livello di internet. Se aggiungo un'altra cam, secondo me scoppia tutto. Ma posso anche fare... Esco per un attimo, no, no, ti dirò di più, Guido, ho preso una decisione in questo momento. Nel momento in cui si arriva alla fine del secondo, se si dovesse arrivare al secondo tempo supplementare, ci andiamo a vedere i rigori. Io stacco, esatto, stacchiamo e ci andiamo a vedere i rigori, perché altrimenti con lo spoiler me lo spoilerano e diventa un macello per tutti. Quindi io stacco tutto, ci vediamo poi i rigori ognuno per conto suo e poi ne parliamo domani nell'analisi tattica. Questo se si arriva a supplementare. Invece appena vince il Senegal poi stacchiamo. Luca, il crack sarebbe quello della live di Caffè Napoli TV, non ricordo il nome, credo tu ti riferisca ad Anthony dell'Ajax, un giocatore straordinario che però secondo me ampiamente fuori parametro Napoli. E ringrazio Alessandro, la nuova Juve con Dybala, Vlahovic, Morata avanti è una serie di stopper di altezze diverse per completare 10 di movimento. E così è. E intanto, Guido, i famosi specialisti, no? Che tu puoi anche non creare tantissimo, fare bel calcio, però se il cross è preciso, Quadrato è quello che ha il cross più preciso della Serie A. Se tu c'hai un'incornata che 1-2 palloni la mette dentro e poi un pochino di muscoli, alla fine le partite le puoi vincere tranquillamente, tutte. Poi hai anche un'abitudine diversa a reggere lo stress di dover vincere tante partite consecutivamente. Per noi è una novità e poi diventa sempre pesante ogni volta. Lo dai per scontato, una cosa che non è storicamente scontata, tant'è vero che tu l'hai fatto per 2 volte in tutta la storia, no? Il record di Spalletti, che ha eguagliato il record di Sarri, ma sono 2 volte, quindi se 2 volte anche con Maradona non è che si vincevano 7-8 partite di seguito, poi arrivavano i pareggi, quindi boom boom boom, creiamo un caso, boom boom boom, Dybala sostituito, boom, Dybala sostituito, creiamo un caso assoluto, il contratto di Dybala, è arrivato Vlahovic, c'è Maretta, la Juve esce dalla zona Champions. Creiamolo il caso, non lo so. L'unica cosa è che non hanno Marotta, questa cosa si sarebbe risolta con Marotta prima, nel bene e nel male. Questo va a prescindere. Sai che io non sono uno che crea casi, boom boom, e te la prendo io. Sei un grande. Vediamo, io oggi non l'abbiamo guardata né tu né io. Tu hai messo questa diretta, poi gentilmente mi hai invitato perché sinceramente il risultato era scontato. Mi aspettavo tra l'altro che segnasse Vlahovic, poi la recupereremo, ma sono problemi no. Secondo te con la Juve, con Zaccaria e Vlahovic è più forte del Napoli? Secondo me sì, perché bisogna vedere quanto siamo bravi a riuscire a amministrare il vantaggio che noi abbiamo, che non è stato tantissimo perché ci mancano quei 3 punti all'ultimo con lo Spezia, non sono tantissimi. Ragazzi, avere il capocannoniere con quella fame, loro ce l'hanno il talento là davanti, gli serviva, però insomma noi un po' di vantaggio ce l'abbiamo, dobbiamo essere bravi a tenere botte e giocarci proprio come l'ho detto, l'umiltà di sapere che tu ti qualificherai per un punto come l'anno scorso hanno fatto noi, che sia con loro è molto probabile di dover farlo con l'Atalanta, e quindi proprio leggere la tensione che anche se domenica prossima perdi dei punti ti riavvicinano, poi invece hai la durezza, questo è il nostro campionato qua. E lì conterà molto Spalletti, che invece ha avuto esperienza negli anni, ha fatto un sacco di qualificazioni Champions e è riuscito a far maturare e motivare quei giocatori che poi Napoli-Verona invece.
Esatto. Allora, in ossequio alla richiesta di Valerio è entrato Quadrato, quindi tutto a posto, non c'è dubbio. Tu pensa che Ragazzi, cambi che hanno? diventa veramente importante. Ragazzi, ultimi 10 minuti. Se avete delle domande proprio in extremis per Guido, che io ringrazio sempre per la sua disponibilità, perché poi lo dico proprio chiaramente: egoismo, mi voglio godere questi calci, la paura, l'ansia, me li voglio godere io in Vabbè, diretta. leggo dal timing, voglio dire, col mio amico Erminio, che ha fatto teatro con Gassman. Io ho tutte queste amicizie meravigliose, e con il timing 3 ore e 18 e 51, quindi Non c'è male, hai dato insomma tutto te stesso. Sì, e dopo andiamo pure a fare il che fare, perché oggi è giornata importante. Un saluto Io in mi ritardo. stavo immaginando una cosa che ti dico in anticipo, mi voglio proprio nel mente pensano le domande, così no? Sfruttiamo di questi 2 secondi, fate domande. Stavo pensando, io che non sono amante di quella festa, diciamo, di fare una super speciale a San Valentino, sempre nel mio canale, però non una cosa ai film romantici, raccontare alcune fasi dell'amore attraverso alcuni momenti dei film come omaggio a San Valentino, perché avevo già oggi le partite, essendosi sviluppate con molto più comodità, avevo un sacco di dati di volta in volta, non ho aspettato l'ultimo, quindi già ieri tutti e quindi ho detto, ma nel mentre aspetto Valerio mi è venuta quest'idea, ho detto e faremo questa cosa qui il 14. Sono pigri sulle domande, quindi saremo invece quella cosa che ci siamo detti ieri notte la farò, ho visto cose, la dobbiamo fare insieme, ho visto cose, è troppo bello. È troppo bello, veramente. Gli amici Bellini non potranno, ma sapranno. No, Gli quella amici Bellini tienetela segreta, poi ho visto cose, è un progetto segreto. sorprese. Valentina ci chiede: l'Inter puntando molto sulle fasce, secondo voi vedremo i terzini un po' più bloccati? A quel punto Mertens potrebbe garantire più velocità di gioco sulla tre quarti. Vado rapido, voglio dare io penso che Spalletti se l'ha vista, se l'ha rivista, si vada a rivedere la partita dell'andata, esattamente, dove tra l'altro se vedete le dirette che facemmo prima, dove io vi dissi qua dove possiamo andare bene, qua dove possiamo andare male, e infatti poi perdemmo quel dominio del centrocampo, e certo questo amico Bellino dice una cosa vera, ma lì scusa No, Valentina, vabbè, ma noi qua sono talmente tantissime quote rosa, esperte e competenti, che è difficile. mi cospargo il capo di capelli bianchi di cenere, sì, quindi tra l'altro adesso lo stanno facendo anche molto bene, ho visto che sono coordinate, se avanza uno, perché lo sappiamo che lì l'Inter forte, infatti l'Inter si è suicidata ieri, primo tempo non li vedevano quelli del Milan. Nel frattempo ci dicono di grandi cose di Koulibaly, un intervento strepitoso su Salah, eccetera eccetera. Ragazzi, mo stacco tutto e me la vado a vedere, veramente. Domanda extra calcio: che ne pensate del caso Djokovic in Australia? Io ho smesso di seguire, Guido, quindi Dite questa cosa, analizziamola con calma dopo, perché io sono stato abbastanza padre non richiesto di tutti voi, perché dici che fatti i cacchi tuoi, non sei manco uno zio esterno, la vorrei fare più in generale e poi l'analizzeremo. Siate prudenti con questa malattia e non date retta a tutte le cretinate che vi dicono in televisione. E attenzione, ma se qualcuno volesse strumentalizzare Guido Gentile, non è Novax, Guido Gentile è salvatevi il culo, perché se noi avessimo dato retta a tutti gli scemi lì, invece, quindi prudenza. Non mi piace la doppia morale, quindi che delle persone l'hanno distrutto e poi a Sanremo il presidente della RAI dice no, ma è un dato sensibile, mica noi possiamo chiedere ai nostri cantanti se sono vaccinati, però gli stessi giornalisti hanno massacrato questi ragazzi. È un tema molto delicato che è stato affrontato malissimo in giro per il mondo, quello del Covid, dei vaccini, spesso con poca trasparenza, e questo non va bene, perché poi spesso in maniera strumentale politica per elezioni, tiro la giacchetta uno, non mi piace, quindi il consiglio di come se fosse un fratello maggiore: siate prudenti, a volte uno può anche aver vergogna a queste mascherine, state prudenti, perché si parla di salute,
che basta un secondo per come si fa, state prudenti, non fregatevi del giudizio degli altri, è esagerato con la visita della mascherina, rispettosi degli altri, perché la doppia morale è sempre antipatica nella vita. Lì è stato strumentalizzato, non sappiamo se è vero, date, non date, nella vita bisogna, cioè noi se no poi ci contraddiciamo. Abbiamo avuto il più bell'angelo caduto, come è stato l'angelo Gabriele, che è stato Diego Armando Maradona. Allora che facciamo? Facciamo lo stesso errore, di nuovo diamo la croce addosso alle persone? Di nuovo? No. Piuttosto siamo prudenti con noi stessi, prima cosa. È chiarissimo, e grazie Guido per averlo detto proprio bene. Prudenti. Anche se a volte uno si vergogna. KK stremato, e questo mi ricollega anche alla domanda di 4C4. Guido, secondo te Inter-Roma influirà molto sulle energie dell'Inter? Dipende anche dal risultato. Avete visto quanto è difficile allenare, grande lo scudetto del Cagliari, allenare una squadra che non ha le strisce, che fa saltare i nervi anche a Mourinho, Yes. Dipende molto, perché ragazzi le energie vedete le sconfitte, quando noi abbiamo perso le sconfitte male, io infatti ti portano più dopo a perdere altri punti, quindi dipende. Poi i giocatori sono allenati, tranne un anzianotto, non pensate a questo falso mito, cioè a pallacanestro a volte si gioca un giorno sì un giorno no, ed è tostissimo come sport. Giochi contro dei marcatori di 120 libbre, di cose, non ti fermi mai, perché non hai momenti come difensore si può fermare. Detto questo, il falso mito ogni 3 giorni, una cretinata. Sono la concentrazione psicofisica che ti fa perdere l'energia. È una cosa che non si sottolinea mai abbastanza. I campi scadenti di Serie A, di allenamento, perché vedi, io mi feci uno studio per esempio dell'incidenza degli infortuni in Italia in certe squadre rispetto a altre. Potrebbe essere una casualità, però come mai? Vi ricordate a San Siro, il primo San Siro rifatto, quanto si infortunava, si ruppe il ginocchio anche Vieri, che fu pagato una cifra spropositata, perché il Terra, che tra l'altro lo stadio di San Siro adesso ha optato per il sistema ibrido di erba, quindi metà sintetico e metà vera, ha dato sempre problemi. Quindi ci sono tanti fattori, quindi, però il fattore che uno si stanca perché ha giocato 3 giorni prima è un po', sono giocatori allenatissimi, è un po' ti stanchi quando psicologicamente fanno male certe cose, anche in famiglia. Amici bellini, io nel salutare e ringraziare Polly, che straordinaria, ci ha tenuto in piedi la live, poi ovviamente anche gli altri moderatori, ma io voglio ringraziare Polly nello specifico. Penso che ci siamo, penso che vi saluto, perché siamo praticamente, ce lo dice anche Fabio, manca 1 minuto e mezzo ai calci di rigori. Doveva vincere 8-0 il Senegal, non c'è dubbio, quando noi tifiamo per una squadra dobbiamo sempre soffrire. Vi bacio e ringrazio Guido per tutto, e ci andiamo a vedere questa cosa. Anzi, vi invito, voi questi 230 che vi vedo qua, appena finiscono i calci di rigore mi venite a lasciare un commento su questa live finita, che venite e dite grande Koulibaly, oppure che peccato, vi fate 1 minuto di collera, non lo so. Guido è sparito. La connessione oggi così. Finita calci di rigore, vi voglio bene, Polly e Polly, viva vivo Senegal, ciao a tutti ragazzi. Rigori significa sigla, perché praticamente parto con la sigla e vi bacio. E dove sta la sigla? Ma devo andarmi a vedere i rigori, il tempo, la sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, se c'è Guido, mannaggia, vabbè, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia.
ho visto una cosa, boh, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema,